Eccoci qua! Calma. No, no, invece niente calma. Sfoghiamo, divertiamoci, godiamocela insieme. Amici bellini, la strada è sincera, si lotta col cuore, non solo stasera. L'amicizia ci guida, la voce si sente, pazienza e supporto, la fiamma ardente. Le loiali, mediano speciale, bellissimo eroe, dal coraggio reale. Senza di lui non sappiamo star bene, è il nostro Si sono permessi di insultare Oriali. Maledetto! Allora, le finali si vincono, non si giocano. La famosa frase di chi deve giustificare magari una partita non spettacolare. No, 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 no. Partita spettacolare, partita dominata, partita di attacco, partita anche tattica. Sarà bello vedere a livello tattico perché per me a prima vista Nicola Farro, sei sempre stato qua. A prima vista abbiamo giocato a zona, quindi senza gli accoppiamenti così, quindi sarà divertente anche per quello. Però dobbiamo parlare delle prestazioni individuali, di come Conte ha capito quello che l'italiano poteva fare. Parecchi errori anche del Bologna, si può dire, ma siamo campioni da rabbia. È qui che si gode, caro Gianluca. E vi voglio bene, vi amo. Mi sono preso un po' di minuti prima di cominciare la live perché volevo postarvi la reaction immanentemente. Che non lo so se è una frase, che è un termine che si può utilizzare in questo caso. Comunque, se avete voglia di stare qua nella chat, ci divertiamo. Tutti i vostri spunti, perché i miei spunti vi arriveranno domani. Adesso vi rispondo a tutte le cose che volete. Però le emozioni della reaction secondo me non ve li dovete perdere perché è una di quelle cose dove vengono i tifosi avversari se non vanno bene e invece voglio la mia community visto che è andata bene. Ed è stata una partita, il Napoli sprecone, il Napoli che sbaglia tanti gol, potevamo vincere 5-7-0. Una cosa meravigliosa, Neres che non tira, premio Michu, e poi però sta di un caldo incredibile. Oilund, ne dobbiamo parlare, e tante altre cose. Campioni in Italia, campioni in Arabia. Bravissima Antonella. Bravissima Antonella. E una delle cose che proprio non mi è piaciuta e non mi va giù è che tutto questo l'abbiamo dovuto fare in un'atmosfera simil Covid, perché lo stadio silente, non si capiva niente, la signora Neres non ho esultato quanto avrei voluto, perché là se ne deve cadere lo stadio, devono arrivare gli applausi della squadra avversaria, e invece no, è una situazione abbastanza triste, se vogliamo, a livello di tifosi, ma va bene così. Conte ha praticamente detto sì, datemi tutti gli spunti perché io una volta vinto ho staccato e sono andato a fare l'editing, quindi non so niente di quello che ha detto Conte, se ha parlato De Laurentiis, i ragazzi come l'hanno presa, mi dovete dire tutto voi. Totò da rabbia, esatto. Hai pensato pure tu, Project, perché veramente era abbastanza triste tutta la situazione. E a un certo punto hanno fatto gli olè, non so se avete sentito. Gli olè sui passaggi del Napoli, il che io l'avevo notato anche in Bologna-Inter, che qualcuno aveva fatto gli olè, però all'inizio della partita non si fanno gli olè all'inizio della partita, si fanno quando sta in vantaggio. E allora ho detto, ok, bravi, state facendo gli olè. Poi il Napoli perde palla, hanno continuato a fare gli olè. Cioè, proprio manca la cultura calcistica. Ma va bene così. Allora, celebriamo. No, l'amico Neapolitan Brother celebra 42 mesi di membership. Ragazzi, secondo me è il momento che vi abbonate al canale. Lo dico, non lo chiedo mai, però secondo me è arrivato il momento perché siamo parecchi nel gruppo Telegram e a un certo punto io dovrò chiudere i battenti perché non posso più prendere, perché siamo troppi. Stiamo cominciando a diventare troppi e
è il periodo e l'era del Az, nel senso che arrivano tutti gli amici bellini con le notizie di cui abbiamo già parlato, perché noi ne parliamo in tempo reale, e ognuno poi riposta le cose che già sono successe. Az, è successo questo, il capo è Fabio Versati. Comunque sì, le parole di Conte, grazie Fabio. Lo so, hai ragione Mario, io ti consiglierei allora, l'ideale è che uno si è visto la reaction, sono meno di 15 minuti e poi torni, tanto in 15 minuti qua succederà poco e dopo i 15 minuti che entriamo nel vivo, nel conquibus della live. Però puoi anche goderti la live insieme alla community e poi appena stacchiamo ti vai a vedere la reaction che è tutta da godere. È bella grande, hai ragione Angela, è una coppa importante, è la Supercoppa. E non è da sottovalutare il fatto che sia la Supercoppa. Bravo Nick, è che esatto. Questo sta succedendo. L'internazionale. Questa è battuta alla Fabio Versatile che mi stai ispirando tu. Esatto, uno potrebbe collegarsi adesso nel gruppo Telegram e dire ma abbiamo vinto la Supercoppa, come se uno non l'avesse. E quindi così, quindi se vi iscrivete, se vi abbonate così, vi aggiungo al gruppo Telegram, siamo cominciati a diventare tantissimi, troppi. Se non vi iscrivete al gruppo Telegram c'è una cosa che non vi potete godere, gli sticker di Valentina, dove io faccio delle facce importanti che servono a reagire a tutte le cose che succedono nel mondo, non solo nel calcio, anche negli altri sport, nella cultura, nella musica. JJ superiore a Buongiorno. Midori, sono d'accordo, ha avuto una sola sbavatura che poi ha portato a quel colpo di testa di Ferguson, lì gli è scappato, non so chi che ha fatto il cross, forse Holm o Orsolini, non lo so. Però sì, una sola sbavatura, poi di testa le ha prese tutte ed era una partita non facile perché Rachmani era sulla punta su Castro, Juan Jesus doveva andare ad occupare quegli spazi per fare i raddoppi, per rompere la linea e non andava sempre a uomo su Odegaard, assolutamente no. Il Napoli ha deciso di affrontarla a zona questa partita, perché se Odegaard si sposta molto sulla sinistra andando a sovraccaricare la zona di Di Lorenzo Politano, se Juan Jesus lo segue si libera troppo lo spazio dall'altra parte e potevano prendere Spinazzola in infilata. Quindi il Napoli ha deciso ok, stiamo qua nella zona 5-4-1, dove addirittura Lobotka e McTominay erano più avanti di Neres e di Elmas. Sarà molto bello vederlo con la vittoria, ma la vittoria non basta, a noi piace fare approfondimento, molto molto bello. Ma allora, questo è un Conte che incide, è un Conte che vince, sto Conte è un Conte che è strabiliante, è un Conte che sto Conte io è un vincente, cioè non si può. L'essere vincente significa anche capire il momento, arriva il momento di flessione, tu riesci a sterzare all'ultima curva e non esci fuori strada e sei stato poi performante anche fisicamente nelle partite che contavano. Queste erano 2 partite dentro o fuori. Mamo Elmas la cambia la foto profilo. Fammi vedere perché. Ah, giustamente, perché Elmas tiene ancora la foto dello scudetto. E può essere, anche se lo scudetto resta comunque unici, resta unico per quello che è così. Elmas magari adesso si alza la Supercoppa. No, dicevo la Supercoppa, perché è la Supercoppa, cioè chi ha vinto, al di là di questa, vedi, sta pure qua, al di là della nuova formula che fa un po' ridere, però è lo scontro tra chi ha vinto la Coppa Italia e chi ha vinto lo scudetto. Se vinci anche questo scontro ti imponi come la squadra migliore d'Italia di quell'anno. Ecco perché aveva senso farla a inizio campionato, perché in qualche modo chiudi l'anno che è stato. Più o meno in teoria dovresti chiudere con le stesse forze, con la stessa squadra, per dare una continuità. Comunque sono 2 trofei nell'anno solare del 2025 e non è poco, onestamente. Credo che il Napoli non l'abbia mai fatto, perché abbiamo vinto altre Supercoppe ma senza vincere gli scudetti, quindi io sono estasiato, sono proprio troppo contento, troppo soddisfatto, perché si erano fatte troppi discorsi un po' disfattisti senza affrontare veramente quello che era la situazione del Napoli, e nel momento giusto
si è girata la chiave e siamo andati a 1000, perché siamo andati a 1000. Sto Conte conta, sto Conte. Oggi ho letto Conte contro il re delle finali, ma Italiano ha vinto una sola finale, o sbaglia? Hai ragione, Mario. Ha vinto quella di Coppa Italia l'anno scorso, poi varie finali, le 2 finali con la Fiorentina, insomma, che sono andate, non sono andate a buon fine. Io nel video di ieri, era ieri o l'altro ieri, ho fatto il resoconte, insomma, di tutte le finali di Conte e di Italiano, e insomma, l'esperienza si fa sentire. Italiano resta un bravo allenatore, però quando vedo che Italiano un po' accusa la partita dei suoi, e non credo nemmeno che sia tanto colpa sua, onestamente, ho visto tante cose che a livello individuale nel Bologna non sono Support from funzionate. Joseph Virgilio. Support da... fammi vedere, perché voglio dare soddisfazione. Devo dare soddisfazione, c'è Buongiorno che entra poi dopo, e per rilevare un Juan Jesus che si è toccato, si è toccato dietro... Oh, Joseph Virgilio, amico mio. Fammi subito intervenire. A Secondigliano è già Capodanno. Grande. Mi è arrivato, grazie mille per il caffè, amico mio. E quindi sì, Italiano, dicevo, insomma, a un certo punto si è arreso proprio e si è seduto. Quando l'ho visto seduto, insomma, dico vabbè, devi fare ancora il tuo percorso. È comunque un allenatore relativamente giovane, che chissà se un giorno vedremo tra noi, nelle nostre fila, perché lo sapete che De Laurentiis lo apprezza molto. Però De Laurentiis apprezza molto anche Conte. Se Conte vuole decidere di rimanere un altro po', io sarei più contento, onestamente. Migliore in campo Højlund, sono d'accordo, Ale, nel senso che è chiaro che Neres si prende la copertina, fa un gol di una fattura, non fa i gol che sembrava facile andare al tiro, non è andato al tiro, e fa un gol da distanza col pallone che gira tantissimo, bellissimo. E fa anche il secondo gol, è un gol importante perché va lui in pressing a recuperare quel pallone. Potranno dire errore di Navaglia, va benissimo, però devi starci là, e quindi là si dà il merito a McTominay che ha continuato il pressing, e si dà il merito anche a Neres che poi fa uno scavetto. C'ha proprio il piede caldo in questo momento Neres, quello che tocca diventa oro, e serviva to unleash la sua potenza sia fisica che tecnica, e ci sta dando delle grandi soddisfazioni. Però hai ragione su Højlund, perché datemi soddisfazione, non voi, ma quelli che insomma, in un'analisi molto superficiale su Højlund, ha solo la profondità, non sa fare quel lavoro di Lukaku. Signori miei, e a questo punto mi costringete a mettermi gli occhiali e a dirvi che non sapere niente, perché poi questi occhiali da vicino sono per la lettura. Lo fa quel lavoro, l'avete visto che anche palloni sporchi lui mantiene l'avversario a distanza, si gira, fa salire la squadra, fa assist. Quasi quasi resto un po' con gli occhiali. Che ne dite? Potrebbe funzionare, non lo so. Colombo elogiato con 9 in pagella. Uno scandalo anche oggi. Il rigore su Rachmani è netto, ma proprio da fare schifo proprio, senza contare la gestione dei cartellini. Io posso accettare che quello su Eggem non è cartellino rosso, perché il DOCSO ha tutte le 4 regole, e allora c'era ancora un po' di strada da fare. Lì mi faccio prendere dalla foga in reaction, ma mancano altri. Fa il fallo su Elmas, ne hanno fatti 2 su Elmas da dietro, sono entrambi da giallo, un altro non l'aveva nemmeno dato. Male, ma proprio malissimo, e lui rappresenta proprio, perché il Colombo è il piccione, proprio la piccionaia proprio più assoluta, malissimo. Però è portato avanti così come Zufferli, perché se gli fanno fare queste partite sono evidentemente considerati tra i migliori in Italia. Io non sono d'accordo, semplicemente non sono d'accordo. Pure su Politano, assolutamente, molto male, per quanto mi riguarda molto male. Se ne parleranno benissimo, vabbè. La notifica più bella di YouTube nel 2025, magari a vincere sempre Supercoppa e Coppa Italia aumenterebbe di molto quel poco di storia che abbiamo.
sono raddoppiati praticamente. Sentivo un conteggio dei trofei che aveva il Napoli prima e i trofei dell'era De Laurentiis. Lo abbiamo visto proprio in questi termini. Il Milan, che ha una storia centenaria di grandi exploit anche europei, va là e ha un supporto importante. L'Inter ha una storia più recente e in qualche modo un supporto ce l'hanno. Noi abbiamo quei 2 o 3 tifosi in Arabia, poi qualcuno che è andato lì da Napoli, da tutto il mondo. Il resto si è visto, magari qualcuno può perché abbiamo fatto una grande partita, non abbiamo solo vinto, abbiamo fatto anche una grande partita, una grande prestazione, quindi la speranza è che possano aumentare i tifosi nel mondo. Li devi coccolare anche con delle iniziative che siano specifiche per i tifosi nel mondo, perché molto spesso, per esempio, la nuova linea di magliette per TikTok è solo in Italia funziona. Quindi dai, io spero che il Napoli stia facendo tutto il possibile per aumentare anche il rapporto con i tifosi, per ritrovarsi quando poi ci sarà da fare altre cose del genere, oppure un mondiale per club nel futuro, così che hai un po' di supporto nel resto del mondo, altrimenti diventa complicata. Il piccione continua a piccionare. Come sono in diretta? Certo che sono in diretta, credo di essere in diretta. Sto rispondendo alle domande, se non sono in diretta diventa un problema. Faccio un controllo, perché potrebbe essere, controllo la mia stessa live e metto anche un... No, stanno arrivando anche le cose, sì, sono assolutamente in diretta. Clicca su live, amico mio, ma se lo dico e non sei in live vuol dire che lo sentirai tra qualche minuto. Allora, grazie Giovanni, sei un grande tu. Ringrazio Maurizio sempre. Scusa Vale, ho appena finito di vedere la finalina polemico di Supercoppa tra Napoli e Bologna. Mi sai dire a che ora si gioca la tantissima sperata finale tra Inter e Milan? Non vorrei perdermela. Hai ragione a essere polemico. Sono convinto che sia stata una mazzata in fronte a tutti quelli, ai signori del calcio che volevano esportare un bellissimo del derby di Milano, la scala del calcio in Arabia e tutta una serie di altre cose. E invece onestamente, meritatamente, se poi magari il Bologna sì, però ci è arrivato coi calci di rigore, l'Inter può dire tranquillamente che l'hanno persa loro, se preferiscono fare sempre così, perché hanno tirato dei rigori veramente ignobili. Però con merito, insomma, il Bologna non esce da una partita che l'Inter aveva sbloccato subito. Con merito vanno in finale, ma con merito perché avevano vinto la Coppa Italia. Il Napoli vince netto con il Milan e poteva essere una partita equilibrata, perché si sa che il Bologna, si sa che Italiano ti può mettere in difficoltà, e invece è stata proprio una bellissima partita del Napoli, onestamente, dove abbiamo dimostrato una superiorità netta, nettissima, e quindi non è quella finale che tu ti porti il trofeo a casa, era importante vincere, non fa niente come l'abbiamo vinta in maniera sporca le grandi squadre, no, proprio col dominio assoluto, con azioni su azioni, col portiere protagonista, con stare bene in campo, sapere quando difendere, sapere come riattaccare. Che bellezza. Grazie Maurizio. Non siamo cinici, se non fosse se non fosse altro se non fosse stato per l'Eurogol di Neres e l'errore della difesa del Bologna, la partita sarebbe fatta molto difficile. Hai ragione User, è chiaro che Samael sì, nel senso che il Napoli sprecone a me piace, perché mi emoziona che il Napoli stia in avanti e crei tante azioni, ma dobbiamo migliorare la percentuale realizzativa assolutamente, se no sul lungo trovi una squadra che invece di Ferguson c'è un altro che fa, e rimetti in partita un Bologna che in partita non ci doveva proprio stare. Quindi è corretto dire che siamo spreconi. 11 milioni, tra l'altro. Peccato che questi 11 milioni non sono utili per la questione del mercato. Sono 11 milioni che vanno in cassa, ma hanno chiuso, penso, mi pare a fine settembre, quello che era il bilancio che è stato fatto da settembre a settembre, che poi stabilisce se ti puoi muovere sul mercato o no. Quindi restiamo ancora in bilico sotto quel punto di vista. Resta sempre quello che ci ha detto Bellinazzo, che De Laurentiis potrebbe prendere dalle casse del Napoli e reinvestire
come investitore personale e quindi fare aggiungere delle casse così ci ha detto lui, così dovrebbe essere, non lo so, quindi questa cosa qua va approfondita. Ascolta adesso le parole di ADL e Conte, i vocali sono lunghi, ci sono molti spunti e ricordiamo che dal 1990 con Maradona una squadra non vinceva scudetto e Supercoppa lo stesso anno. Ah, ok, vedi, quindi mi dai anche lo spunto su quel fatto della doppia. Brockfire, Mediaset ha nato 9 a piccione, per scherzo, perché hanno contato il 4,5 della semifinale. Mamma mia. No, veramente una roba insopportabile. Allora sì, dai, allora va bene. Vado nei vocali perché siamo sicuramente tantissimi e voglio dare soddisfazioni a tutti. Vincenzone. Di sere nere. Fino adesso doppietta. Pensavo che volessi pure dire fino adesso doppietta e non c'è spazio e non c'è il tiro che poi invece scoccherà. Sei anche intonato, Vince, grande, sei un grande. Allora, vediamo, scorro per andare a cercare le cose di... Si festeggia, buonasera Valerio, questo è lungo ma non è quello che cerchiamo noi, cerchiamo le parole di Conte, poi torniamo a leggere, mamma mia siete tantissimi, che bellezza, di Sereneres. Eccolo qua. De Laurentiis assieme al nostro Daniele Miceli, ben trovato. Ci facciamo i complimenti al presidente De Laurentiis per questa serata fantastica, per 2 partite eccezionali del Napoli, che è una squadra forte, ha giocato bene, è stato cattivo come l'anno scorso. Cosa si sente di dire adesso ai suoi giocatori e al suo allenatore, che lei anche in serata non vede, come sta sempre il colui che era un po' il Maradona della sua panchina. Ma lei aveva qualche dubbio, avevate qualche dubbio su Conte? Noi abbiamo perso 0-2 a Bologna, quindi hanno vinto 2-0 loro. Qui abbiamo pareggiato i conti con la differenza che, come dice il mio amico Gioia Saputo, ma questa però è una competizione diversa, non è il campionato, è una coppa. Quindi voi avete vinto una coppa. Mi dispiace per lui, ma poi li aspettiamo comunque a Napoli, va bene, per il gioco della verità. È una competizione importante, portare questa Supercoppa a casa. Avete vinto con questo problema della sfortuna, di tanti infortuni, soprattutto al centrocampo. Lei non si è mai tirato indietro quando ha dovuto rinforzare la sua squadra. Cosa si sente dire a questo punto ai tifosi del Napoli per sognare su tutti i fronti? Guarda, allora ai tifosi del Napoli posso soltanto dire: l'altro anno avevamo soltanto il campionato e Coppa Italia, ma abbiamo avuto tanti infortuni lo stesso e siamo sempre stati sul filo di seta. Quest'anno è capitata la stessa cosa, soltanto che avevamo più giocatori, ne abbiamo comprati molti durante il mercato estivo. E diciamo che nella sfortuna abbiamo avuto la fortuna di far giocare anche i nuovi e quindi di scoprirne anche i valori. E lui ama questa cosa qua, perché poi se fosse per De Laurentiis giustamente c'è la valorizzazione di tutta la rosa, quindi più ci sono infortuni più sei costretto a mettere tutti i giocatori, così c'è la valorizzazione, lo sanno a vincere il partito, se no poi la crisi Sono notevoli e questo ci riempie di gioia e dovrebbe riempire di gioia anche i tifosi. Però vedi, bisogna sempre stare calmi perché poi l'agguato è dietro l'angolo e quindi noi adesso abbiamo un'altra partita il 28 con la Cremonese, bisogna stare sempre molto guardinghi, attenti e non distrarsi mai. Stasera ci siamo divertiti, abbiamo vinto perché dall'epoca di Maradona che non si vincevano, Nicola, e dall'epoca di Maradona che non si vincevano 2 coppe in un anno. In un unico anno, dico, quindi già questo è un fatto molto importante. Ecco. Comunque andiamo avanti così, ci bravo presidente. E ai tifosi dico, ragazzi, sognate e pensate sempre nei vostri sogni. Forza Napoli! Sempre! Una curiosità solo al volo, devo lasciare andare il presidente e gliela riporto da studio. Massimo Mauro. No, tanti complimenti perché davvero è da quando c'è il presidente che il Napoli è sempre lì. Piano piano si vince. Ora ha eguagliato il record di Maradona che era lontanissimo, 1990, ma anch'io io sono convinto che non serve granché al Napoli, serve far giocare bene tutti i giocatori. Devi dire però che in quel Napoli non c'era solo Maradona, c'era Massimo Mauro. Sì, va bene, però facile da ridere. Che secondo me è fortissimo, proprio per esempio per il mercato. Posso fare una domanda impertinente? Ecco qua. E falle, sta zitta tutto qua. Sì, presidente, diceva Massimo Mauro da studio, non è che serva tantissimo poi questo Napoli che è già forte di per sé. Non ho capito, non è che serva tantissimo a questo Napoli per migliorare, è già una squadra fortissima così. Ma noi crediamo che la squadra fosse forte anche 3 anni fa, anche 2 anni fa, e secondo me c'è sempre un ricambio importante dove però i nuovi allenatori ovviamente devono trovare quella sintesi con i calciatori che hanno a disposizione per poter operare al meglio. Conte è un maestro, quindi non ha avuto bisogno di tanto tempo per inserirsi in un contesto da vincitore,
e questo ci fa immensamente piacere, perché io credo nella mia vita di aver sbagliato molto poco, sia con i registi del cinema, sia con gli attori, ma anche con gli allenatori. Ok? Allora a me mi si rimprovera sempre da parte di qualche giornalista un po' irriverente di aver sbagliato arrivando al 10° posto. Poi un giorno io vi racconterò la vera storia Ecco qua. di quello che è successo prima della fine di quell'anno in cui abbiamo vinto lo scudetto. C'è sempre tempo per raccontare, no? È un film che va avanti, quello del Napoli. E ancora tempo per festeggiare, ancora complimenti. Grazie, grazie. Che significa sta storia? Un giorno vi racconterò. Io voglio guardare avanti, non voglio guardare indietro. Vabbè, la soddisfazione è a posto. Vediamo se ci sono le parole di Conte. Porta la firma di colui che abbiamo osannato doverosamente fino ad ora, vale a dire Antonio Conte, che ritroviamo qui ai nostri microfoni con Carlo Landoni. Buonasera e davvero tanti complimenti. Grazie, buonasera a tutti, ma complimenti soprattutto ai ragazzi che hanno fatto veramente un torneo tra la partita con il Milan e quella di questa sera. Sono stati veramente impeccabili, hanno dimostrato veramente che ci tenevano e c'era voglia di regalarci questo trofeo, di regalarlo ai nostri tifosi, ai tifosi del Napoli, e fare anche un buon Natale, perché alla fine poi non dimentichiamo che adesso c'è Natale, e festeggiarlo con un trofeo in bacheca sicuramente ci piace e ci fa trascorrere un Natale molto, molto sereno, visto che comunque veniamo da uno scudetto vinto e da una Supercoppa italiana adesso, vinta comunque contro squadre veramente forti come Inter, Milan e Bologna. Con Antonio Conte, che tra l'altro è il suo 10° trofeo da allenatore tra Napoli, Juventus e Chelsea, ci aveva detto ieri: alla fine ci si ricorda soltanto se si vince. Avete vinto, voglio dire, questo Napoli è da ricordare, perché campionato e Supercoppa italiana. Scusatemi, 10° trofeo. Io in regia, quando guardavo la partita, diceva che stava competendo per l'11°. Non so se sbaglio, adesso non c'ho sotto mano quanti trofei ha vinto Conte. Va bene. Lo stesso anno era successo soltanto nel 1990 a quel Napoli che era quello di Maradona, quindi questo è un Napoli che deve essere ricordato. Ma sai, quello è sicuramente chi vince alla fine rimane, no? Rimane, perché non dimentichiamo che due anni fa il Napoli aveva perso la finale di Supercoppa contro l'Inter, però un po' chi si ricordano comunque che l'ha vinta l'Inter, e oggi era la stessa cosa. Ho detto: ragazzi, abbiamo fatto un bellissimo percorso, perché l'anno scorso è stato straordinario vincere lo scudetto, siamo venuti qui a giocarci la Supercoppa, abbiamo vinto la semifinale contro una grande squadra come il Milan. È inevitabile che era già stato un bel percorso, però poi alla fine sappiamo tutti benissimo che nel calcio conta poi alla fine chi vince, perché nessuno va a guardare poi nella bacheca che era la finalista. Te lo dice uno che ne ha perse tanti da calciatore finali, ma anche da allenatore, e quelle sicuramente mi hanno reso molto, molto cattivo da questo punto di vista, perché nessuno si ricorda che io sono vice campione del mondo, vice campione d'Europa, ho perso 3 finali Champions League, ci ricorda di una finale Champions League, un'intercontinentale vinta, non quelle perse. E quando perdi sicuramente la cattiveria aumenta e cerchi di non rivivere quel momento, perché sicuramente quei momenti sono brutti, sono brutti, perché sai benissimo di aver fatto un percorso già importante, di essere arrivato in finale, però alla fine la ciliegina devi mettere sulla torta, altrimenti diventa difficile. Però vorrei fare complimenti al Bologna, perché il Bologna è una realtà del calcio italiano. L'anno scorso ha vinto Coppa Italia, eliminato. Posso dirvi una cosa, adesso che Conte, ne approfitto che Conte fa i complimenti al Bologna. Già l'arrivo alla partita ha avuto una sensazione più di fair play, fotografie con vedi, pure De Laurentiis ci ha tenuto a dire il mio amico saputo, eccetera eccetera. Mi è sembrato si sia arrivati a questa partita con non polemiche, o con la voglia di non fare polemiche, di non metterla su un piano di nervosismo antipatico. Ci sono state 2 squadre che dovevano giocarsi questo trofeo e sono giocati a viso aperto, senza fare grandi moine, grandi cose che dovevano. Tra l'altro, il discorso che poi hanno rimpastato sulla questione di Allegri, così si sono usciti poi anche dei video dove si vede che Conte, anzi è lui ad abbassare i toni e a dire ad Allegri: lo stai insultando da mezz'ora, smettila, basta. Quindi c'è da sottolineare, vedi, se va sulla stessa linea, che c'era fair play prima, c'era fair play con De Laurentiis, e anche Conte lo sottolinea. È bello questo. L'Inter in semifinale oggi è stato un avversario altamente competitivo, quindi vanno fatti i complimenti anche a
a Vincenzo Italiano e a tutti quanti i calciatori della società per quello che stanno facendo. Dice in un flash se Napoli in Italia in questo momento sta cominciando a comandare, oltre le solite note, come vi diceva della presentazione Juve, Inter e Milan? No, assolutamente. Non mi sento di dire questo, non sarei un bugiardo. Noi l'anno scorso abbiamo vinto il campionato, ripeto, comunque con una rosa molto ridotta. Quest'anno abbiamo inserito tanti giocatori e secondo me non siamo ancora pronti assolutamente per comandare. E infatti in campionato, soprattutto anche in questo periodo, dobbiamo cercare di rimanere quanto più possibile attaccati alla zona Champions, perché quest'anno secondo me sarà difficile, quei 4 posti saranno molto difficili e noi dobbiamo sapere con umiltà che solamente attraverso il lavoro possiamo comunque darci delle soddisfazioni, però sinceramente non mi sento di dire, perché non siamo assolutamente pronti, non siamo neanche vicini. Sempre molto onesto. Conte, studio, Monica? Qui c'è un dibattito, lo partiamo con Massimo Mauro. No. Allora, Antonio, però mi devi rispondere velocemente, perché c'è Tac che ha bisogno di tempo. Ciao, c'è Tac che ha bisogno di tempo, sì, perché vuole amoreggiare con te. Okay. Allora, ciao. Mai come la partita di stasera, credo che abbia dimostrato l'importanza della squadra, l'importanza della difesa, dell'attacco, giocare benissimo, però poi i gol te le fa una prodezza del singolo. Io credo che stasera proprio è la fotografia del calcio. Il calcio, ma vedi che stai cercando di sminuire senza la prodezza del singolo, ma quell'azione corale che poi porta al tiro di Spinazzola è una prodezza del singolo. Il Napoli ci stava arrivando, poi non l'ha fatto il gol, l'ha parato Ravaglia, ma significa che non si creano i presupposti. Poi mi fate diventare polemico, magari non è questa l'intenzione. Vediamo come risponde Conte. Sì, Massimo, però se vai a vedere quante occasioni abbiamo creato, anche con situazioni che potevamo fare tanti gol e potevamo essere molto più efficaci, perché secondo me stasera comunque abbiamo fatto veramente una grande partita sotto tutti i punti di vista. Sai, quando arrivi a creare delle situazioni, ecco, questo qui è la prodezza di un campione. Le altre situazioni sono tutte situazioni create da cose comunque studiate e create ad arte per mettere in difficoltà. Vedi, siete proprio delle persone, Ho letto il tuo commento, Santa Carbone, e non ti rispondo perché alcuni personaggi, e credo che si possano infilare pure Mauro dentro, credo, non lo so, hanno trovato il giochino di spararla grossa per essere insultati, e all'insulto poi fanno partire la denuncia e tu devi pagare 2000. È successo proprio ad amici di amici miei, quindi proprio denuncia perché mi ha insultato, eccetera eccetera. Questi di questo campano. Allora, quello che hanno scritto su Oriali, eccetera eccetera, è un attacco proprio personale a me, tra virgolette, no? Che mi verrebbe voglia di andare là e di dirne 4, eccetera eccetera. Loro lo fanno di proposito per far scattare i tifosi che non sono attenti con le parole e poi scantonano, e poi li denunciano e poi devono pagare, perché sennò si rischiano le cose civili, eccetera eccetera. State attenti anche voi, perché i social non sono terra di nessuno, la gente può essere poi coinvolta ed è un peccato perdere soldi. Sono dei professionisti della provocazione, del fatto che se la sparano grossa, se insultano, se ti portano all'esasperazione, loro ci guadagnano con le visualizzazioni, e se non ci guadagnano le visualizzazioni ci guadagnano con le denunce, quindi state molto attenti. Il Bologna, noi oggi abbiamo peccato un pochettino in cinismo, perché penso che abbiamo veramente creato tantissimo contro una squadra che è forte, c'è poco da dire, però abbiamo fatto veramente una grande partita questa sera. Sta gongolando con questa risposta Alessio Tacchinardi, ragazzi. Antonio, ciao, è un piacere vederti. Infatti io litigavo con Massimo, perché gli dicevo: guarda come gioca bene, guarda che soluzioni, guarda tante cose. Quindi Neres fa gol per merito di Antonio, perché Antonio mentalmente ti entra nella testa, quindi ti riempie tutto, conoscenze, competenze, tecnica, mentalità. Lui diceva: no, ha fatto gol il singolo, ma qua è merito di Antonio. Neres, Højlund, McTominay devono ringraziare di essere allenati da Antonio Conte. Support from EDG. Tacchi, sai, io penso che il nostro lavoro è quello di cercare di ampliare, no, le conoscenze del calciatore e di farli diventare più forti. Io lavoro tanto sotto questo punto di vista e penso, ecco, che ogni calciatore che comunque ho avuto a disposizione ne è uscito sempre migliorato nelle conoscenze tattiche, nel migliorare tecnicamente, ma anche nella mentalità. Ripeto, il primo gol che ha fatto David c'è grande qualità, c'è giocare nel singolo perché prende e mette quella palla lì all'incrocio. Le altre situazioni che potevamo veramente sfruttarle erano delle situazioni comunque preparate per entrare poi in profondità, e abbiamo creato tante situazioni, perché poi sono arrivati tanti calciatori a
a tirare in porta. Ecco, se devo trovare proprio il pelo nell'uovo potevamo essere più cinici, però certo. ribadisco, sì, ci vuole qualità, tutto è importante perché la qualità ti risolve la situazione, però al tempo stesso ci deve essere un'organizzazione offensiva e difensiva che salta, poi deve saltare le qualità del singolo. Rasmus non giocava nel Manchester United, oggi tutti parlano di un giocatore forte, ma perché non giocava nello United? Cioè, non fatevi qualche domanda, perché alla fine McTominay non giocava nello United, quindi qualcosa io e lo staff dovremmo anche fare, cioè, ci sarà anche un motivo perché magari perché sono scema, perché sei forte, cioè, qualche motivo ci sarà, ecco, molto sennò bene, poi complimenti, no, davvero complimenti ancora, e allora buone feste, anzi saranno buonissime. Come lo tagliano? Ci ritroviamo grazie, poi buone feste a tutti, ciao, nell'anno nuovo. ciao. L'hanno tagliato bruttissimo, stava togliendo un'altra soddisfazione di avere saltato McTominay, invece lo tagliano malissimo. Va bene, l'importante è che abbia... che bello. Stufate dei sigari, Vergara, sei ragazzo, sei ragazzino, occhio ai sigari. Va benissimo, adesso recuperiamo tutti i vostri anche vocali. Torno indietro fino alle Sereneres di Vincenzone che stavano qua. Ecco qua. Nel frattempo devo ringraziare IDG che mi scrive: complimenti a tutti i ragazzi stasera perché ci hanno regalato una delle migliori partite del Napoli di Conte. Vedi, veramente la partita oltre che il trofeo. Quando questa squadra vuole vincere, vince. Chiedete scusa a JJ che a parte quell'errorino Orsolini ti può saltare una volta. Verissimo, in 90 minuti. È un giocatore fondamentale. Io credo, e lì avevo il dubbio per quanto riguarda Buongiorno Juan Jesus, io non lo so. Cioè, nel senso, ho l'idea che Buongiorno vada gestito fisicamente, poi a bocce ferme tu dici Buongiorno è in prospettiva uno dei migliori difensori italiani, Juan Jesus invece è nella fase, in teoria, dovrebbe essere nella fase calante della propria carriera. Intanto continua a destreggiarsi, lui Mancino, continua a destreggiarsi molto bene, dove lo metti sta, ti fa la partita con grande applicazione, e non so se di fronte a una partita secca Conte può anche decidere al di là se Buongiorno stia bene o no. Dici no, a me Juan Jesus mi dà più garanzie in questo momento, perché Buongiorno pure l'abbiamo visto per esempio col Benfica avere dei momenti di magari Juan Jesus ti sta dando più garanzie, e là qualcuno insomma dovrebbe poi, quando si guarda indietro, che dice che ha fatto e che si è stati un po' troppo trancianti, si potrebbe anche, ma evitiamo. Ringrazio tutti. Allora, non è vero che McTominay, no, qua volevo approfondirla questa cosa, non giocava, ha fatto 10 gol l'anno prima del Napoli e poi l'abbiamo pagato 50 milioni, la smettesse un po' Conte, leggermente eccessivo. Babbi, we won the final. Did you bring the trophy? You're so cold. Oh my God. Nice. You are in the tablet. In the what? I'm in the tablet. Oh. So you just appeared in the tablet. Mua. Quindi vi dicevo, la questione di McTominay però entrava spesso dalla panchina. Lo stesso McTominay, perché tu hai ascoltato, immagino, l'intervista a McTominay, quando lui parla del Manchester United, lui non ha niente contro il Manchester United, non dà la colpa al Manchester United del fatto di non averlo utilizzato al massimo, però dice anche quando tu cambi aria e cominci a giocare con continuità aumenta la confidence, l'autostima, e quindi c'è da dire che nello United McTominay era un comprimario cresciuto nelle giovanili che piano piano cercava il suo spazio, lo utilizzavano anche come arma a partita in corso perché aveva la capacità di segnare. A un certo punto veniva considerato come questo mediano goleador che lo mettevi a fine partita e ti faceva anche gol. Quindi questa è una cosa. Per quanto riguarda Højlund, pagato 50 milioni, Guaiù, Openda è stato pagato 40 milioni, Lucca 35, quell'altro pure 40, Kunku mi pare pure 40 milioni, eccetera eccetera. Attenzione a dare l'etichetta solo perché è stato pagato tot deve essere forte per forza. Attenzione,
non mi convince proprio come discorso, perché alle volte spendi tanto e non funziona, alle volte spendi poco, Kvar 10 milioni e funziona. Quindi l'etichetta di quello che hai speso per un giocatore non significa quello che il giocatore ti darà. Højlund è un giocatore che ad oggi ne vale di più di 50 milioni che noi probabilmente dovremmo spendere per riscattarlo, là c'è da capire, ma ne vale anche di più. Openda è forte? Sì, ma 40 milioni, io mi ricordo che 40 milioni ti compravi giocatori di uno spessore che si pigliano la palla e ti fanno quello che sta facendo Højlund. Io Openda ha fatto quel gol con la Juventus, ma sì, voglio dire, a ventina di milioni ben pagato, secondo me. Poi farà un grande exploit sicuramente, comunque nella sua nazionale va molto bene, anche prima andava molto bene. Vanno inseriti nei contesti e va bene così. Higuain 39, poi ovviamente ti prendevi Higuain 10 anni fa. Poi c'è anche da considerare che i prezzi cambiano e quello che ti compravi con tanto a letto al chilo prima non ti vale niente adesso, perché adesso se non ne spendi almeno 40 è come se non ti stessi comprando niente, ti stai comprando comunque un comprimario. Comunque va bene. Spezzo una lancia e mi impegno molto per farlo per i giornalisti di stasera. Hanno fatto i complimenti a Conte in quanto tecnico per aver trovato soluzioni diverse a varie situazioni ed emergenze. Sarebbe il minimo, caro Marshmallow, perché avrebbero dovuto farlo da subito. Ma se lo hanno fatto oggi, ben venga. Io penso che si potesse fare lo scambio Lucca-Sebastiano Esposito, noi recuperiamo i 30 milioni. Se si potesse fare... Allora, a me Seba Esposito piace, un giocatore diverso però, non è proprio prima punta come Pio. Seba Esposito gira intorno all'area, è un giocatore anche più completo se vogliamo, a me piace molto. Però c'è da capire, adesso si sta parlando di Lucca Ferguson, ok? E si sta facendo un gran parlare di... Anche Ferguson è in prestito, è di proprietà del Brighton. Anche là non si capisce se la Roma può riscattarlo per poi venderlo. Noi dovremmo riscattare Lucca per poi poter fare delle operazioni, perché in questo momento non è ancora tutto nostro. E ci sono delle cose, dei bonus che si devono raggiungere per far scattare il riscatto. Quindi ancora non è chiara questa situazione qua. E lo capiremo. La Juve è un sistema simile al Manchester, distruggere talenti, Zegrova, Cop Miners, Vlahovic, Openda, Davide, eccetera, eccetera, eccetera. Zegrova è un altro di quei giocatori che sto guardando da vicino perché doveva essere nostro e volevo capire cosa ci avevano visto. Ci avevano visto sicuramente una grande tecnica, però poi là serve la continuità. Per esempio, in quella zona oggi bisogna fargli i complimenti a Politano che hanno fatto un'ottima partita. Poi si è mangiato un gol che va in copertina della mia reaction, però Politano ha fatto veramente una bella partita. E quindi poi c'è il giocatore che ha in canna dei colpi che ti risolvono le partite, sicuramente, vedi Neres. Poi ci sono i giocatori che sono i regolaristi, che in qualche modo ti portano a casa dal 6 in su, di solito te lo garantiscono. Poi anche in questo periodo Politano ha dovuto ritrovare un po' di prestazioni perché è stato, tra virgolette, messo in discussione, non era più titolare, adesso rimesso sulla fascia e non nella zona Neres, perché nella zona Neres ci vuole Neres, quel sottopunta che gira intorno a Højlund è Neres, non è Politano e non è forse neanche Lang. Neres è proprio perfetto lì. Però Politano tutta fascia che sta facendo oggi, per esempio, rispetto alle ultime uscite ha fatto molto bene. E bisogna dirlo. Lang gioca meglio quando entra alla panchina? Non lo so, caro Antonio. È entrato benino Lang, mi era anche piaciuto nelle ultime volte dove era titolare. Quindi non gli voglio mettere un'altra etichetta che non gli serve proprio. Va a finire che lo... facciamo l'errore, non è un paragone, l'errore di Mertens, nel senso che pure di Mertens dicevano lo spacca partite che gioca meglio, una follia. Anche Lang non credo che meriti questa etichetta, di sicuro Elmas ti garantisce tutta una serie di altre cose che Lang pure fa, perché io in reaction
grido per sottolineare la fase difensiva di Lang, però Elmas è tanto altro. Poi oggi Elmas purtroppo ha il torto di aver sbagliato angolo su quell'azione iniziale dove poteva allargare il piattone, mi sembrava gol fatto, e invece l'ha chiusa sul primo palo. Lì mi sono pigliato collera, perché là devi far gol, come però Neres doveva far gol, come le altre azioni. Poi Spinazzola doveva far gol. Spinazzola secondo me aveva fatto la cosa giusta, è stato bravo Ravaglia. Nelle altre cose siamo stati noi un pochino cincischianti. I due telecronisti quando segnalano Napoli sembravano che stessero a un funerale, vedi? Avete fatto arrabbiare Angela. Quando avete fatto arrabbiare Angela. E così. Però diciamoci la verità, Politano su quel cross di Guti deve mettere il piede senza spingere. Tanta sfortuna. Sì, ma infatti sì. È più difficile non farlo, quel gol, che farlo. Ci è arrivato, il bene è che ci sia arrivato. Il bene è che ci sia arrivato. Poi devi far gol. Ascoltiamo anche un po' di vocali. Siamo al minuto 60. Questi sono una vita da giocare, ma una cosa mi va di dirla. Erano anni che non vedevo un giocatore, e per questo gli sto facendo un grandissimo complimento, che nessuno me ne voglia. Io stasera sto vedendo giocare Neres, e al di là dei gol gli sto vedendo fare delle giocate che mi ricordano parecchio un signore che non vedo giocare da 30 anni, e lo ringrazio per questo. Partita mostruosa di David Neres, mi ha ricordato profondamente il nostro amatissimo Diego. L'ha detto, è pazzo. Grande. È impazzito Davide. Glisso su questo paragone. Hai tutto il diritto di farti ricordare chiunque. Io Neres lo paragono quando parte in velocità a Lavezzi, ma aggiungo che Lavezzi questi colpi palistici non li aveva. Lavezzi resterà l'amore mio e lo amerò fino alla morte, Lavezzi, ma questa balistica, questa capacità tecnica anche nel calciare, Lavezzi non l'aveva. Il paragone con Diego, glisso, vero che anche Lang si è mangiato un gol, assolutamente sì. Ste inquadrature da motion sickness. Comunque tutti i tiri del Bologna stasera finite nelle ultime row dello No, insopportabili anche le inquadrature. Se ti sei perso, poi recupererai nella reaction, perché non si può proprio guardare. Daniele. Anch'io questa sera mi anticipo nel vocale. Un Napoli praticamente perfetto, cioè che punta solo alla verticalità, non a gestire Voi siete pazzi a fare i vocali a partita ancora in corso. la palla, non dei retropassaggi avvilenti, più coraggio sul controllo, sul possesso di palla, non ci lasciamo scalfire, c'è più sicurezza nelle giocate. Insomma, un Napoli che dimostra ancora una volta di avere grandissime potenzialità. Non eravamo dei fenomeni prima e non siamo diventati all'improvviso dei brocchi, questo è il mio discorso. La squadra c'è, viva, quindi Conte ha ancora trovato nuove soluzioni per questa squadra. Io continuo a dire che comunque Conte lo sa fare il suo mestiere, starà sulle scatole a qualcuno qualche volta, a fare i suoi errori sicuramente, però c'è anche da dire che ha rimesso in piedi una squadra che stava per andare veramente male la situazione. Io continuo anche a dire una cosa che avevo detto già in precedenza nel gruppo con gli amici Bellini, contro l'Udinese c'è stata una partita un po' fiacca, perché secondo me stavamo preparando proprio questa Supercoppa, secondo me, poi può essere anche che mi sbaglio. Daniele, non ti sbagli. Non è che insomma stavi già preparando quella sicuramente, ma i dettagli fanno la differenza, e se c'era da scegliere insomma dove spingere al massimo, da quello che mi è arrivato, insomma non dico che si è scelto a tavolino insomma scientificamente, però ero convinto, e ve l'ho detto perché avevo la buona sensazione mi veniva per un motivo, insomma, che già col Milan non si sarebbe steccato l'approccio e si sarebbe andati a 1000. Poi arriva la finale e è chiaro che la affronti con la stessa voglia, la stessa fame con cui hai fatto il Milan, perché fai 30, devi fare solo 31. Ci aggiungiamo che insieme all'approccio, insieme a una ottima tenuta fisica che abbiamo dimostrato, c'è stata anche tanta tecnica, tanta verticalità, tanto attacco alla porta, tante azioni da gol. Io voglio vedere le statistiche che ancora non ho visto, però sì, ero convinto che insomma quello che non si era visto con l'Udinese l'avremmo visto con gli interessi nella Supercoppa, quindi non hai torto. Siamo noi, i campioni della Coppa del Nonno, siamo noi. Loro giocano bene a calcio,
Però noi vinciamo i trofei, se non vi dispiace. Ciao a tutti, amici bellini. E sono 14, sono felicissimo, come ho detto. Conte, se solo voleva, l'avrebbe vinta questa Coppa, e l'ha fatta e l'ha vinta proprio in scioltezza, dimostrando che la meritavamo noi. Oggi un Hojlund che ha lucacato benissimo, questa soluzione di Neres mi ricorda un po' quella di Raspadori l'anno scorso vicino a Lukaku, no? Diciamo il Lautaro vicino a Lukaku, che in questo caso è Hojlund, ed è un Lautaro incredibile, sta arrivando, questo Neres veramente, finalmente sta avendo lo spazio e la fiducia che merita, dimostrare che grande giocatore è. Spero non vengano mosse troppe critiche a Elmas, perché sì, è vero, è stato un po' impreciso, ma anche oggi un partitone di sacrificio, di adattamento, di cuore, di sudore. Politano meglio del solito, anche se quel gol mangiato io non lo so, non avrei voluto vederlo. Sono bravi tutti, veramente bravi tutti. Sono estremamente contento di questo Conte che sta dimostrando di crescere davvero tanto con noi. Vero. Ciao Valerio, ciao amici bellini, E sinceramente. sono 14. Bello lo spunto Raspadori, un po' Neres con più tecnica ovviamente, con più velocità, però bellissimo spunto. Vedi che alla fine si ricrea quella cosa che Conte si è portato dentro, questa nomea della Lula, insomma Lukaku, Lautaro, che insomma il 3-5-2 indissolubile eccetera eccetera, ma Conte sappiamo che ha fatto qualsiasi cosa nella sua carriera, che ha cambiato tutti i moduli possibili e immaginabili. È chiaro che se ritrova delle caratteristiche importanti in giocatori decisivi come possono essere Hojlund e Neres, li sfrutta al meglio. Adesso sarà sfizioso vedere se col ritorno di altri giocatori, per esempio su Lukaku ci sarà ancora da aspettare, quindi non mi pongo il problema, ma quando ritorneranno centrocampisti tipo Anghissà, e ci vorrà tempo, ma quando ritornerà, che fai? Ci rinunci? O cerchi di ritrovare un altro assetto dove puoi utilizzarli tutti? Può essere ancora un 3-4, oppure un 4-4, oppure puoi decidere semplicemente rimani con lo stesso assetto, però quando poi si fa il 60° puoi rimpinguare le forze, levi un McTominay, metti un Anghissà e diventa, resti bello pimpante sulla partita sempre, senza portarli all'esasperazione, senza portarli a rischio infortuni. Quindi sarà molto interessante capire questo. Per ora dobbiamo continuare a stringere un po' i tempi. Tra l'altro aiù Lobotka, e che bellezza Lobotka. Blair Witch Project, mamma mia, veramente. Allora, dove siamo? Slumbo. E si festeggia. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera Valerio. Che soddisfazione, presi a pallonate, non c'è niente da dire, massacrati fisicamente, mentalmente, tatticamente. Neres lì in mezzo fa paura. Devo fare tantissimi complimenti a Rasmus, che oltre a correre con un indemoniato fino alla fine, sta iniziando forse a vedere tramite gli allenamenti, finalmente sul campo, insieme a Lukaku, come mettersi a distanza dai difensori, no? Un po' di malizia, la mano famosa, no? Che vediamo da parte di Lukaku nel mentre che prende posizione, ha vinto penso il 90% dei duelli, dato una percentuale un po' randomica, veramente bella la sua crescita nelle ultime partite, soprattutto straordinario. Juan Jesus immenso, Milinkovic palle d'acciaio su quell'uscita, su quella sterzata, molto bene tutti, Conte un vincente e un titolo intanto all'anno se l'è portato. La stagione è già positiva, speriamo di dire la nostra ancora per lo scudetto, la Coppa Italia anche non è da sminuire, possiamo fare molto bene anche lì, un quarto di finale vada come vada, Fiorentino Como in casa nostra abbordabile, speriamo bene e adesso godiamoci i festeggiamenti, forza Napoli sempre! Grande! Irfaina? Dove sei? A Irfaina? A dove sei? E Conte vince solo lo scudetto, le coppe esce, 10 giorni, Shadafano buchi... No, si dice. Una competizione che abbiamo dominato. Per la terza volta nella nostra storia vinciamo 2 trofei nello stesso anno solare. Non succedeva dal 2014 ed era il 22 dicembre. Supercoppa italiana sempre. Chiedete scusa a Conte. Subito. Buonasera Valerio, buonasera amici bellini. Bellissimo. Grazie Antonio, prima di tutto, per un altro trofeo in bacheca, che male non fa. E soprattutto, penso che Antoniuccio si è rifatto con gli interessi stasera sul buon Vincenzino. Voglio dire ragazzi, comunque mai avrei pensato che con una squadra veramente ridotta all'osso saremmo riusciti a fare prestazioni di questo tipo. Cioè stasera veramente, se facevamo un 4-5-0 penso non si sarebbe veramente potuto aprire bocca. Sono contento del Napolitano, ho visto bello carico nella fase anche offensiva, ma soprattutto difensiva. E devo dire la verità, hanno giocato praticamente quasi tutti bene. Cioè pure Vania, la parata che doveva fare l'ha fatta. E sono contento di aver visto anche Miguel in campo. Che bello. Assolutamente sì. Adesso recupero anche Pino. Sono con Christian, perché c'è un Napoli con e un Napoli senza Lobotka. E se si è sempre detto a livello anche nazionale il Napoli non può fare a meno di Anghissà, lo strapotere fisico, faceva anche i gol, sì, è vero, però abbiamo trovato il modo di farne a meno. Abbiamo fatto a meno di De Bruyne, abbiamo fatto a meno di Anghissà
è quando è venuto a mancare Lobo che mi sono sentito un pochino meno tranquillo, perché poi lì è proprio il tempo della squadra, il ritmo di come andare avanti, di come... veramente, veramente importante. Signori, devo rispondere anche a un messaggio di lavoro, un attimo. Sunday. Ma Sunday c'è Cremonese, vabbè, ma la Cremonese di mattina potrei farlo. Scusatemi, un po' le cose così. Allora, ascoltiamo gli altri vocali, così andiamo a chiudere quelli che sono i vocali. È bellissimo. Bello vedere quei ragazzi tutti contenti, vedere il presidente che scende, abbraccia tutti, vedere Conte col sorriso, bellissimo. Ci abbiamo messo la palla in testa, proprio tanto la palla in testa. Non c'è molto da guardare come si dice, come analisi tattica, perché tanto non c'è mai stata partita. È fantastico, bello, contento che questa, come si chiama, stagione non sarà fallimentare, a quanto pare. Abbiamo vinto un trofeo che comunque ci farà fare il mercato. Sono 12 milioni più o meno. Dai, andiamo avanti così. Dobbiamo stargli antipatici a quelli. E neanche con Crucucù sono riusciti a farci perdere. Forza Napoli! Grande Pino. Però KDB lo stiamo sentendo veramente poco. Pare che ci sia dimenticati che gioca al Napoli. Sarebbe bello un bel segnale di integrazione. Sì, Andrea, ma d'altra parte serviva averlo un po' di più con noi, anche per creare una sinergia più profonda. Veramente l'abbiamo avuto pochissimo e subito abbiamo dovuto farne a meno. Poi lui un paio di segnali social li ha dati, ma devi ricordare che non è la sua personalità, cioè lui non è mai stato uno molto attivo sui social, se non per celebrare le cose sportive che fa, e in questo momento non ha da celebrare praticamente niente a livello personale. Lo dobbiamo valutare per quello che è il suo carattere, che è un carattere molto schivo, e lo abbiamo saputo da quando è arrivato. Bastava con leggerlo, guardarlo negli occhi. Quindi io sono sicuro che sia contento, perché poi si stava anche sciogliendo, stava diventando anche un personaggio nello spogliatoio. Ci sono quelle immagini dove lui cade all'improvviso mentre sta parlando con non so chi. Era un personaggio positivo De Bruyne, che spero di riaverlo a disposizione, di potermelo godere un po' di più, perché veramente è stato un godimento interrotto, veramente un peccato. Sai cosa mi fa impazzire di Lobo? Appena si posiziona col corpo anche sulle palle spioventi, dove in teoria è in svantaggio, sai già che la palla è sua. E ci aggiungo, a volte gli danno anche delle palle che sembrano pericolose, ma lui, quello là che gli arriva addosso, non gli arriva addosso, in qualche modo scherma il pallone, lo controlla a meraviglia, lo pulisce, si gira, anche se fa una piroetta, non ha perso il contatto col pallone, e non guadagnano gli avversari i centimetri che ti servono per toglierglielo. Ti senti sicuro di dargli la palla, e la palla poi farà un giro giusto dove andrà a continuare. È veramente un giocatore preziosissimo. Di Serie Neres. Bella partita. Mi fa piacere di questo trofeo, finalmente un trofeo vinto da Conte, che non sia il campionato. Io adesso voglio il bis. Adesso voglio il bis. Forza Napoli, sempre. Che poi il bis c'è il campionato, sicuramente c'è la Serie A, ma c'è anche la Coppa Italia. Io la butto là così. Se poi vogliamo considerare la coppetta, che non ce ne fotte proprio, vedete che è bello poi vincerle, alzarle le coppe e i trofei? Secondo me. Ciao Vale, ciao amici bellini, che bello onestamente venire a fare vocali quando hai vinto il trofeo. Sinceramente abbiamo fatto una partita che non mi aspettavo, ma non per una scarsa fiducia nei nostri mezzi, ma non credevo avessimo la brillantezza sufficiente per fare una partita del genere. Cioè non hai mai fatto prestare il Bologna, non gli hai fatto fare niente, veramente niente. Napoli sprecone, che ci piace perché quando è così tendenzialmente le partite le vinci, ma veramente secondo me è una partita quasi perfetta. Cioè gli unici nei sono i gol che hai sbagliato praticamente, e Antonio comunque ci ha dimostrato che quando c'è la possibilità lui perdere proprio non gli va proprio. Veramente molto molto importante aggiungere un altro trofeo, ti dà consapevolezza, ti fa recuperare energie che avevi perso, perché non ci scordiamo quanta gente manca a questa squadra, e veramente proprio molto molto bene. Che bello.
Alla grande. E fra i rumori lo vogliamo dire che partita esagerata che ha fatto Rasmus Højlund, perché Neres si piglia la copertina con i 2 gol, ma ragazzi Rasmus ha fatto una partita veramente, cioè Lukaku con i capelli biondi. Assolutamente sì, il Lukaku biondo. A questo punto, visto che sentivo dei rumori, condivido una foto che mi è arrivata da Piazza Plebiscito, anche per dare un po' di soddisfazione a quelli che non possono andare a festeggiare. Boh, siamo già parecchi in live, ma c'è gente che magari all'estero, eccetera, eccetera. Vedo se riesco a condividervi questa fotografia. Lobo e McTominay semplicemente insostituibili. McTominay ha fatto un'altra partita secondo me interessante, perché è in crescendo. All'inizio un po' impreciso, alcune cose, proprio in contatto con il pallone così, poi è andato in crescendo, si è preso il centrocampo e quando serviva è salito proprio il livello. Share media. Ora io se share media e metto queste qua, vediamo se la posso shareare. Eccola qua. Che bellezza. Che bellezza. Elmas, vedi, qualche cura Elmas ancora lo ottiene. Diceva Giolette, mio amico, che c'è meno gente del solito perché oramai siamo abituati un po' a vincere, va bene. Però volevo condividere anche questa con voi. Rimuovi dalla scena. Per noi, vedi? Per noi esteri, metti sta foto così porta un po' di calore qua a Luca. Elio, io è quello che cerco di fare, insomma, molto spesso io mi sento come se stessi a Napoli, perché sono talmente tante i momenti, no? Anche di contatto con la community, dove parliamo 24 ore al giorno, e quindi mi sento di non perdermi niente. Quello che mi perdo è il calore della gente, l'andare a un bar a prendere un caffè, scambiare una chiacchiera live. Quello chiaramente non me lo posso permettere. Però ecco, mi piace fare da trade union. Se mi arriva una cosa e posso condividerla, per esempio quella come l'intervista a McTominay, mi è piaciuto poi farne un contenuto per dare una mano anche a quelli che magari non parlano inglese, o quelli che sono all'estero che non l'hanno vista perché magari è già localizzata. Mi fa piacere così. Io pure estero ho visto la partita gridando da solo. È la nostra maledizione, è così. Se non ci capiscono, ci sentono i vicini che allucchiamo come dei dannati. Però così è, non c'è niente da fare. E comunque voglio aggiungere che Højlund ha se si impara a buttarla dentro, a Lukaku e a Osimhen se li mette in tasca. Non so voi come la pensate. Forza Allora, Napoli. Recupero. Pensate che storia, Aspetta un attimo, perché devo recuperare. Perché dice giustamente, ho saltato, avevo sentito la tua voce, Fabio Versati. Dove sei? L'avevo sentita, ma non ci sei ancora. Forse la partita in automatico. Questo è Daniele, questo è Sblumbo. Comunque sono d'accordo, Højlund ha margine di miglioramento pazzesco. Gazzella. Una competizione che abbiamo... Questo l'abbiamo sentito. Pino, Giovanni, Pino, Vincenzo, Valentina. E non ci sei ancora. Mo' arrivi, Versati. L'avevo sentita pure io la tua voce, ma mo' arrivi. Ciao a tutti gli amici bellini, ciao Valerio. Siamo campioni, siamo noi i campioni. Partita straordinaria, vinta facendo un pressing asfissiante. Loro non hanno avuto modo di ragionare, qualitativamente eccezionale, abbiamo sbagliato pochissimo, tranne che sotto porta, troppi gol mangiati, però è stata comunque una partita dominata sin dal primo minuto, mai messa in discussione. Dovevamo vincere almeno 4-0. Ma senza Abbiamo portato un altro bel trofeo in bacheca. C'è un veramente scatenato che è sempre molto bello da vedere durante i festeggiamenti. Che dire, spero che questa vittoria possa portare ulteriore entusiasmo e consapevolezza che possiamo fare bene anche nonostante le tante assenze. Vedi, mo ci sta il vocale di Fabio, che però non è il tuo vocale, sono le parole di Conte e di De Laurentiis. Mamma mia, hai ragione, la bellezza della rovesciata. Scott fa quella sforbiciata che è un po' un cross, perché stava defilato. Mamma mia, dal punto di vista... Da dove è uscita, da dove è spuntata, una roba incredibile. Quindi Fabio, se il tuo vocale è oltre, cioè dopo, dovresti uscire dopo. E continuiamo, perché queste sono le parole così. E qua la cosa arriva, poi c'è pure un Rachmani selvaggio. Un Højlund che grande decisione.
Questo non è polemico, ma insomma abbastanza. Højlund dice è così che questo è difficile pure da tradurre. Male ti aiuto. What a great decision looks like, cioè come si fa a tradurlo? È bellissimo. È così che una grande decisione sembra. No, sembra, perché è così che queste sono le sembianze di una grande decisione. E così, questa è la foto, ecco l'impersonificazione, la foto come appare una bravo, grazie. Stavo andando un po' in difficoltà perché quando una parola ha senso in inglese, in italiano non ha più senso. Come appare una grande decisione? Appare a posto. E no, che vedi, che grande decisione che sembra, no? È proprio come appare, come una grande decisione, se la vedi, appare così. Cioè un ragazzo che alza la coppa e quando decide di cambiare aria e di venire al Napoli e subito bagna la cosa con un trofeo. Possiamo tradurlo con che ste. È così che appare una grande decisione. Grazie. No, perché si palesa. Sì, stavo andando un pochino nelle chiavette. Anche Scott se la gode, illegale. Allora no, devo ritornare indietro per capire se questo vocale di versatile come me lo sono perso, come ho fatto a perdermelo. Questi sono 5 minuti, no? Questo l'abbiamo sentito, no? Valentina, cosa? Ma l'hai fatto sto vocale? Oppure era il vocale che... Lo sai che a volte partono i vocali dalle altre sezioni e non può essere, perché quelle che sono sezioni privatissime che non devono uscire nella cosa. No, non l'hai fatto il vocale tu, non mi appare. Non mi appare, questo è Maurizio, Daniele. Non c'è, quindi rifallo è un altro topic, esatto, che poi quelle là restano privatissime e non si possono fare. Anche tradotto con Ajangarrat, che è perfetta come cosa assolutamente. Allora, voglio, avendo esaurito i vocali, io posso ritornare in questa situazione qua, lanciare un invito, perché lo voglio lanciare l'invito, sperando che ci sia, che non abbia da lavorare, che possa intervenire per salutarci e per godere insieme a noi, sperando che... Se poi questo invito non si può concretizzare, voi lo sapete, Guido ci tiene moltissimo, alle volte lui risponde nelle live, dopo le live, ha scritto un commento lunghissimo che poi abbiamo recuperato. Vediamo se ci può venire a salutare Guido, se no faccio entrare proprio tutti voi, prendo proprio il link nella chat e risultiamo insieme, perché poi l'analisi io mi divertirò a farla, ma adesso è proprio un momento di godimento, mi dovete dare voi gli spunti. E così. Basta che te lo rinvii. Esatto, sì, può anche reinviarlo, forwardarlo da una sezione all'altra. E se è così, in questo momento vieni quando vuoi, e quindi stiamo pronti eventualmente con i vocali, se nel caso è e nel caso che. Nel frattempo ritorno a leggere i vostri commenti. Io sto lavorando e qui ho solo ascoltato la partita e mo mi godo la live. Alla grande Ale, ne vale la pena, eh? Io poi lo so che è difficile, la vita aumenta, abbiamo sempre il che fare, rivedersi una partita che già è finita, però questa è una finale, secondo me ti posso dire che secondo me vale la pena anche di rivederla, anche se sai già come va a finire, perché è bello vedere proprio il Napoli molto molto offensivo, che attacca, che crea tante situazioni, il modo in cui abbiamo sfruttato, che poi non sono le debolezze del Bologna, sono anche il loro punto di forza. Loro accettano l'1 contro 1, accettano di asfissiarti con il pressing, accettano di tenere la difesa alta, che è un vantaggio per la maggior parte delle partite, e alle volte no, perché non esiste solo un modo di giocare a calcio e tutti i sistemi sono alle volte gatti vivi e alle volte gatti morti. Ti può andare bene come ti può andare male. Tradotto alla Insigne, Amaron te l'ha fatto re, Manchester. Questo potrebbe essere anche una cosa. Qui serve la presenza in una serata di vittoria. Guarda di Lorenzo Gozzufferli, amico mio, qua mi offendi. Prima di tutto tu sei abbonato e devi entrare anche tu nel gruppo Telegram. Ti ho scritto, non so se mi hai scritto, se ti ho scritto,
devi entrare nel gruppo Telegram. Se tu pensi che io non abbia visto Di Lorenzo con Zufferli, mi stai offendendo. Poi tu sei sempre presente nelle live, sei uno di quelli più assidui, ma non te l'hai visto l'analisi dove io ho fatto proprio la sbobinata di Di Lorenzo con Zufferli che dice faccio cose, faccio caso, faccio case? Io vago un po' con frevo quando poi mi arrivano in privato spunti, reels e cose che sono successe quando io le ho fatte nel video, diciamo allora non si... bravo, si è persi via, allora ci rimango male, dici ma non te l'hai visto video? E alle volte rispondo semplicemente con il link del video, come a dire lo so già, io lo so che voi avete quella voglia di mandarmi cose che magari non ho visto e quindi di essere quelli che mi danno uno spunto, e io vi ringrazio sempre perché è così che io non vi posso mai perdere niente, perché se mi arriva in privato da voi o su Instagram o su X eccetera eccetera, ma col canale Telegram non c'è scampo, cioè le cose arrivano veramente in tempo reale, qualcuno si collega ogni tanto, io sto collegato sempre. Prestazione da Aquila, no, cioè, per me è prestazione da cattivo piccione, da piccione proprio che lì là tutto sporco, che rovistano nell'immondizia, che sono alla fine non volano, fanno i saltini e saltano nell'immondizia. Non mi è piaciuto purtroppo. Come si fa a rivedere la partita? Mica con Mediaset puoi farlo. Questo non lo so ragazzi, qua non vi posso dare una mano, perché con Paramount Plus le partite io le posso rivedere col mio abbonamento. Non so per quanto tempo restano, penso almeno per una settimana tu puoi rivederla. C'è un modo di rivedere le partite, ci dovrebbe essere un sito, però io sono con Paramount lo posso fare, non lo so con Sky, con Mediaset, con DAZN come si può fare in questo caso. Quindi se non avete modo di vedere, godetevi gli highlights, speriamo di farli estesi, e poi vi potete godere l'analisi domani. Su Mediaset Infinity, vedi? Bravo, cioè, è stato proprio un paio di giorni fa che ho pulito un po' la macchina, non l'ho pulita approfonditamente, dovrei portarla dal car wash, però l'ho pulito un pochino, e poi ho parcheggiato, proprio sotto agli alberi quasi. E pensa se l'avessi portata al car wash, se non ce l'hai in garage, è uno spreco. Vabbè. Oggi Neres non ha fatto l'esultanza, è vero, ma quella cosa là lui l'ha rifatta perché Højlund gliel'ha chiesto con tutte le sue forze, che a Højlund lo fa divertire assai il fatto dell'uccello, ma lui poi in realtà anche in intervista ha detto no, non lo so che uccello è, l'ho fatto così, cioè, beh, completamente folle Neres, un personaggio senza alcun precedente, cioè folle completamente, quindi non è che è una cosa sua che gli piace fare. Gli venne spontaneo farlo, poi è stato riproposto perché a Højlund lo diverte, ma non è la cosa la sua esultanza, sono sempre esultanze diverse, quindi non ne ha una sua particolare. Sì, questo è vero, è proprio vero, Bruce. Vale, non so se ti ricordi, ma quest'estate avevo mandato un video di un recupero difensivo di Lang. Direi che anche stasera ha dimostrato di avere queste benedette qualità difensive. Flamerico, io sono contento che tu lo ribadisci, perché ancora una volta noi dobbiamo apprezzare Politano per la continuità, per quello che sa fare. Poi vai a vedere, se fai gli highlights di Politano trovi anche dei gol meravigliosi. Il problema è che una volta ogni tanto, cioè non ha questi colpi sempre in canna, a volte stringe troppo, a volte non gli riesce, eccetera eccetera. Però la continuità di Politano è nelle prestazioni, ma non è nel fatto che sia l'unico al mondo a fare la fase difensiva. Io è là che vado in difficoltà, perché se Politano gioca perché fa la fase difensiva, possono giocare anche Neres, possono giocare anche i Lang, possono giocare gli Ndoye, possono giocare i Rowe, possono giocare i Bernardeschi, eccetera eccetera. Quindi sono tutti portati a fare la fase difensiva se sposano il lavoro che fanno con il proprio allenatore. Si parlava di Zegrova, Zegrova ha grandissimi numeri in fase offensiva quando ha la palla tra i piedi. In fase difensiva Zegrova deve dimostrare che non si prende pause. Lang è uno che adesso mentalizzato sta facendo tutto quel lavoro là,
E il fatto, tu me l'hai mandato in un video vecchio quest'estate, ma oggi io lo ribadisco in reaction, che Lang si fa fino alla bandierina, insegue, recupera il pallone e lo recupera. Perché non è solo Politano a farlo nel mondo, lo fanno un po' tutti. Poi, se c'hai un Mbappé sulla fascia o un Vini Junior, magari loro, ecco, un po' di meno, tu cerchi anche di farglieli fare di meno, perché così te li hai più freschi quando sono in possesso palla. Ma Politano non è l'unico. Detto proprio così. Foto di Vergara con Scott, sì, mi è stata mandata, con, se parli di foto di sigari. Ah, ecco il versatile, dai, lo abbiamo recuperato. Così recupero. Che me l'ha rimandato, perfetto. Ciao Valerio, ciao amici Berlini, sinceramente complimenti per la vittoria della partita, me ne sto incazzato. E quando io sto incazzato significa che le cose sono andate bene, perché significa che è ritornato il Napoli sprecone che distrugge l'avversario, la fa mocca! E quindi va bene così. Quando io mi incazzo, incazzatura positiva, significa che il Napoli ha demolito l'avversario. Però non si possono sprecare tutte quelle azioni davanti alla porta. Però forza Napoli. Sì! Fabio Versato, sei un pazzo scatenato e Az. Ti rispondo Az, no, nel senso che abbiamo parlato, è sicuramente un è bene, bravo, è bene che sia così, nel senso che fa piacere quando il Napoli crea tanto, è un peccato non chiuderla la partita, perché poi alla fine il mezzo tiraccio che può entrare, acchiappi Lellecamp è Kellenkamp che ti fa l'Eurogol e poi ti devi fare gli ultimi minuti con la paura addosso, non è proprio il caso. Quindi se si potessero chiudere prima le partite, già il fatto che ne abbiamo fatti 2 e non 1 già mi dà un pochino più di pace, però è bene fare più gol possibili. Ci possiamo rispostare, possiamo recuperare altri messaggi. Neres che prende in giro gli arbitri col piccio, potrebbe essere. Se Neres è iscritto al canale, può essere che quella è l'esultanza del piccione. È una cosa bellissima, veramente meravigliosa. Allora, Vergara da Yuka. Sì, qualcun altro pure mi stava scrivendo che insomma avremmo voluto vederli anche altri entrare. Simbolicamente credo che Conte abbia messo Mazzocchi, insomma un po' Mazzocchi per tutti. In reaction mi sentirete dire, se non me l'avete sentito dire ancora, che a un certo punto sì, è una finale, avrei voluto la sostituzione di Højlund per non farlo affaticare troppo, perché poi è una finale, non ti risparmi, vuoi segnare anche, e quindi comunque la rincorsa degli avversari, gli allunghi, i duelli, io a un certo punto l'avrei tolto. E poi quando l'ultimo slot, perché Napoli ne sostituisce solo 4 se non vado errato, però in 3 slot, e quindi JJ buongiorno, all'83esimo avresti dovuto anche far entrare uno al posto di Højlund. Nella follia vi avrei anche detto metti Vergara al posto di Højlund, proprio perché se Lucco non vi piace gli fai fare il falso 9, lo fai rincorrere un po' gli avversari, metti Lang falso 9, sposti Vergara dall'altra parte, insomma si potevano fare una serie di cose, però va bene così. Vergara ha un futuro radioso davanti. È vero che in fase realizzativa alcuni giocatori hai dei limiti, che in fase realizzativa alcuni giocatori hai dei limiti. Spero che Lang hanno dei limiti, vabbè, insomma, si è capito. Spero che Lang possa migliorare e diventare anche lui un grande calciatore, e lo speriamo tutti, i numeri ce li ha. Il gol è arrivato, ma è arrivato di testa. Serve un gol alla Lang, un gol che lui senta più suo, insomma, che si sposta il pallone, trova lo spazio e tira in porta. Oggi ci è arrivato vicino, però ha calciato male. Servirà che si sblocchi anche lui. In questo momento Neres ha fatto un salto rispetto all'Aga, loro continuano, state vedendo, no? Tutte le cose che si punzecchiano, si tirano i capelli, si danno i calcetti, sono i migliori amici che fanno casino nell'ultimo banco, proprio così. E sarebbe bello che Lang non venga lasciato indietro a livello di prestazioni, proprio in modo tale che se la possono giocare alla pari. No, in questo momento Neres è più avanti, cioè fanno un bordello entrambi, però Neres sta portando grandi voti a casa con la scuola e Lang un po' di meno. Però ad oggi noi ci guardiamo il bene della squadra e Lang sta dando una mano e va bene così.
Per forza mi volete far prendere le denunce. Ha detto che Napoli con un solo titolare infortunato, anche chissà, si sono già dimenticati. Vabbè. Allora, vedi, la disonestà calcistica, quindi non mi puoi denunciare. La disonestà calcistica, l'analisi superficiale, la gente che... Allora, non lo fai di proposito. Spesso, io ve l'ho detto qualche anno fa, i giornalisti sono diventati content creator e gli youtuber vogliono diventare giornalisti. I giornalisti hanno capito che a livello di televisione, bene o male, quello è, e si sono trasferiti tutti quanti sulla piattaforma e si sono resi conto, facendo degli esperimenti, che se la dicono forte, se la dicono tranciante, hanno più reazioni. Ora, se sono loro in grado di non sentirsi presi collera, di non prendersi collera quando gliene dicono di ogni, possono campare così e le reazioni aumentano, perché vedi, tu me lo vieni a dire, quindi a me viene la curiosità di andarmela a vedere, eccetera eccetera. Come lo fai tu, lo fa un altro nei gruppi WhatsApp. Quando un Sabatini dice così, un solo infortunato, stai considerando Lukaku come abile e arruolabile, e lo sanno tutti che non lo è. Non perché noi lo sappiamo le cose del Napoli, eccetera, eccetera, ma perché te l'ha detto Conte. Allora o sei distratto, o non le vuoi dire le cose, o lo stai facendo di proposito in modo tale che dici una cosa che provoca la reazione dei napoletani. E purtroppo, questa è la realtà che stiamo vivendo, questa è la comunicazione, vale per il calcio, varrà anche per altre cose, oramai questa è. Dirla forte, dirla anche imprecisa, perché se dici una cosa imprecisa ti correggono. Quindi se ti correggono anche senza insultarti, senza reagire in un certo modo, è comunque engagement. Io alle volte ci penso, dico forse questa cosa posso non dirla in modo tale che qualcuno mi aggiunge qualcosa nei commenti, perché se dico tutto e faccio i video 35 minuti non c'è niente da aggiungere, e uno anche che è d'accordo con me non mi scrive per forza sono d'accordo con te, perché non aggiunge niente alla discussione. Ha più senso se io ho un'idea, per esempio, controversa, dove vi dico Elmas deve giocare terzino destro al posto di Di Lorenzo. Allora voi mi guardate e dite, ma che stai dicendo? Non l'ha mai fatto, perché? Una cosa del genere. Dici la cosa controversa e scateni la discussione così. Purtroppo loro hanno capito che è così. Non considera Lukaku arruolabile? Datemi spunto, perché magari la sto dicendo sbagliata anche io. Dice che è inferiore a questo Højlund. Vabbè. Tra l'altro è giusto, capito? È giusto che noi sappiamo le cose interne. Sappiamo che Olivera non stava bene, sappiamo che Beukem ha preso la botta anche lui sul piede, non so che ha preso, e che quindi non poteva giocare. Il Napoli era praticamente costretto a mettere questa formazione. Del Bruni ce lo siamo dimenticati, Anghissà ce lo siamo dimenticati, Gilmour te lo sei dimenticato. Allora se tu fai tutto un discorso degli 11 titolari è un altro paio di mani che tu ritieni che Højlund sia più forte di Lukaku. Io ti posso anche dire, in potenziale sicuramente sì, ma stiamo parlando del Lukaku di Conte, stiamo parlando di Conte e di Lukaku. Se Lukaku sta bene, gioca Lukaku, lo sapete, lo sappiamo tutti, che gioca prima Lukaku e poi non lo compri proprio Højlund se c'hai Lukaku che sta bene. Quindi è un discorso che serve proprio per sviluppare la discussione così, ma di contenuto calcistico c'è poco. Ecco perché io sono contento che piano piano, per esempio, Stefano Borghi ha preso continuità, sta facendo i video tutti i giorni. Quindi se volete video anche lunghi, se vi serve qualcosa in più, abbandonateli questi qua che cercano sempre la polemica. Stefano Borghi, piacevolissimo, non è uno che si ingrippa sulle proprie idee, non è uno che ha delle preferenze per una squadra rispetto a un'altra, mi sembra molto molto onesto nelle sue analisi ed è un piacere ascoltarlo, proprio bello pure come parla. Stefano Borghi, volete andare più nel profondo? Andrea Marinozzi è uno che ti porta i dati, non ti dice le cose che sono solo le sue sensazioni. Lui ha delle sensazioni, poi si prende gli appunti come me, però con dati di data analysis di alcuni siti che sono a pagamento e sono ad appannaggio solo degli giornalisti che hanno questa possibilità e lo fanno. Quindi ci sono possibilità. Poi ci sono gli youtuber, secondo me per ogni squadra si può trovare almeno uno
per ogni squadra che sono brave. Allora se io voglio sapere di più della Roma, ancora di più di quanto non ne possa sapere un Borghi o un Marinozzi, so che c'è un content creator di cui mi fido e che ha un approccio particolare. Gli altri, vi prego, lasciateli perdere, perché si portano dietro tutta una serie anche di negatività che non è il caso. Michele S. è dei nostri. Allora, io nell'attesa di Guido lancio l'invito a tutti voi, perché chiudiamo proprio una mezz'oretta, e lo lancio in chat, nemmeno nel gruppo, nel canale Telegram, lo lancio proprio in chat, in modo tale che chiunque sta col cellulare può collegarsi, è giusto per un saluto, così parlate voi e io vi ascolto, semplicemente. L'unica soddisfazione, la cosa tranciante e falsa che possono dire questa Supercoppa, che avevamo un solo titolare. Bravo, se te la prendi come soddisfazione, nel senso che non hanno altro da dire, anche quella è una soddisfazione. Questa oggi si deve parlare semplicemente di una grande squadra, di una grande prestazione, che si è arrivati a questa prestazione dopo alcune difficoltà che abbiamo superato, che non era scontato farlo, che il Napoli ha cambiato pelle un'altra volta, ha cambiato volto. Io me la voglio rivedere prima di essere sicuro, perché lo sapete che io la guardo 2 volte prima di portarvi un'analisi. Ma oggi ho visto il Napoli marcare a zona, non marcare a uomo. Significa che Conte in una finale ha portato qualcosa ancora di diverso. E il Napoli aveva vinto con Atalanta, Juventus e Roma con le marcature a uomo, con gli accoppiamenti, accettando i duelli. Qua ha fatto ancora qualcosa di diverso. Quindi io mi sposto per dare agio anche agli amici di entrare e salutare. Carlo, mi senti? Carlo, ti vedo ma non ti sento. Ciao Valerio. Ah, adesso ti ho sentito. Dove sei? Che Sì. fai? Forza Napoli. Mi senti? Sì, ti sento. C'è un po' di lag. Ciao Valerio. Oh, sono a casa. Sei a casa? Grazie per essere passato. Ti è piaciuta la partita? Va bene? Sì, sì. Giù. Molto, fantastico questa squadra. A soddisfazione proprio, oggi. Giocare così. Chissà se durerà, speriamo. Giocare Speriamo. così. Questa è una bella domanda. Vedi, c'è pure il fan del piccione che aggiungiamo. Grande Fabio. Buonasera a tutti ragazzi. Speriamo di poter continuare così, Wagyu, perché adesso... No, adesso sta nascendo questa polemica con De Bruyne, ma lasciamo stare, dai. De Bruyne, in che senso? Spiegamela. Io non No, l'ho che non ha sentito. postato niente a Ah, livello ok, di social. ok, a livello social. Diciamo No, non è vicino alla squadra, ma... è nata struzzata, Carlo, hai ragione a ribadirlo perché... Come una struzzata. Aspetta, mi faccio... Shh, shh. No, nel senso che è proprio quelle cose proprio da Twitter che la gente te una cosa da lamentarsi e la deve trovare per forza. Veramente non c'è niente da aggiungere. È come Ricordiamo che Frisch, Juan Fabio. Jesus grazie. Ricordiamo che Juan Jesus ha giocato da infortunato, non ci dimentichiamo che l'altro ieri JJ fuori, Sky come i pazzi. Ricordiamole le cose. Sandro Hai ragione. Sabatini. Hai ragione, anche perché poi non si è capito se quella cosa lui l'ha risolta o comunque se l'aveva accusata qualcosina, perché Ma oggi pure si è toccato. all'82esimo, infatti io credimi, se avessimo fatto la reaction insieme e te l'ha avuto proprio paura, ha urlato no Gigi non ti permettere di fare male perché sennò ti faccio male a te. Allora, se il Piccione fosse la nostra Araba Fenice, Supercoppa a casa, in Serie A siamo là, in Champions siamo ancora vivi, non abbiamo snobbato la Coppa Italia e tornano KTV, Zambo, Meret. Dove puntiamo? Puntiamo il più in alto possibile. Tra l'altro poi tornano KTV, Zambo, Meret
più in là, non è abbastanza, non si sente. No, Come chi non si sente? giocherebbe queste cose qua, sti giochi. Ui, Guido, buonasera. Aspetta, ma come non si sente? Tu mi senti? Certo, Guido, mi forte e senti? chiaro. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio, buonasera Fabio. Sento benissimo. Ah, ok, era Carlo che adesso ha detto non sentiva lui che era intervenuto e sarà per la prossima. A posto, un abbraccio a Carlo, che tra l'altro è uno che pure mi scrive sempre. Guido, abbiamo vinto la coppa, il trofeo, la coppa, l'idea della coppa che tu ci ripeti sempre. Guido, ma adesso siamo campioni in Italia, te la faccio io a te, ho detto è in Italia, visto che abbiamo vinto Scudetto e Supercoppa, poi non lo so. Mi hanno definito un uomo suave. Suavemente, besame. Pesame. Dice che c'entra questa risposta, che ho fatto un lungo viaggio in macchina, oltre 9 ore, quindi ho ascoltato la radio, e, ma io sono ormai veramente, non sto scherzando, convinto che vivo in un altro universo, perché si è portato di Inter Milan, Bologna, ma quasi il Napoli non doveva fare la finale, e a un certo punto della finale il risultato era scontato. Anche, diciamo, non parlo di radio sportive, non la cito, c'è una radio generalista, anche non necessariamente, anche abbastanza radical chic. E quindi ho detto, ma c'è una finale, c'è gioca il Napoli, il risultato scontato. Quindi il problema è che, Fabio, che non devi ragionare da un punto di medicentrico, Italia, la squadra più non ricca, quella che vale di più al mondo negli ultimi anni, anche quest'anno è stata confermata, non vince un titolo dell'NFL da tempo in memoria, sono i Dallas Cowboys, molto più dei Lakers, dell'NBA, che sono stati valutati 10,7 miliardi di dollari. Dobbiamo incominciare a ragionare in termini molto più raffinati e non cadere, per così ti rispondo, nella trappola di queste diatribe veramente da bottega, dove ovviamente viene sminuito qualunque cosa faccia una squadra che non è quelle tre là. E per questo io lo dicevo, Guido, vuoi vedere che siamo noi gli ospiti adesso? Sì. Noi dobbiamo, fortunatamente non inciampo in contraddizioni, perché non è che dopo 15 anni che ho definito le coppette, adesso che sono radio ufficiale, partner, la coppa è diventata importante. Per me i trofei sono importanti, perché il sale dello sport, si vince, si perde, non è che... Però lo sport si vince per competere al massimo delle proprie possibilità. I trofei danno prestigio, danno potere politico, danno tifosi, i tifosi ti danno potere politico, potere economico, quindi non è una questione di vincere l'unica cosa che conta, però sminuire la vittoria no. Poi è ovvio, ci sono, come appunto citavo i Dallas Cowboys, tutta una serie di situazioni che comunque riescono a rendere una squadra appetibile, come per esempio una comunicazione sempre più raffinata, completa, variegata, anche multimediale, no? Come appunto facciamo, visto che parlo sempre dei miei amati Lakers, voglio oggi allargare il discorso. Quindi bene questa coppa per una ragione diversa, a parte insomma l'aspetto proprio simbolico, è che noi abbiamo perso male col Milan, molto male, perché gli abbiamo dato una convinzione forse superiore del campionato che potrebbe fare. Abbiamo perso malissimo col Bologna, sembrava una squadra che non avesse più nulla da dire nel campionato, non è questione di gambe, di testa, di anima, e sappiamo che tra l'altro è stata una sconfitta pesante perché coincideva con la pausa delle nazionali, si è detto di tutto, no? Dobbiamo lì ringraziare una relazione di 1 anno e mezzo, i sigari eccetera, quindi il tonfo è stato più grosso. È ovvio che la stampa del Nord non aspettava altro, Conte si è dimesso, se ne vuole andare, non torna da Torino, lo sappiamo quello che è successo. Non è tanto la vittoria, che è importantissima, è la modalità della vittoria, perché a parte quella uscita a croce del nostro portiere, quel contropiede che abbiamo preso fulminante, fortunatamente concluso male, però il Napoli ha mostrato di avere maggiore controllo della partita col Milan dal punto di vista tecnico, tattico, e anche di brillantezza atletica, quella che ci preoccupava. Oggi il divario col Bologna è stato imbarazzante,
e noi abbiamo incontrato il Bologna a novembre, quindi in pochissimo tempo, nonostante la situazione del Napoli di una crisi nerissima, perché rispetto a Bologna noi abbiamo perso anche Anghissà, Meret continua a non essere disponibile, Lukaku era solo una mascotte, De Bruyne si è fatto male, quindi la situazione infortunati di lungo corso, con tutto quello che sappiamo ha portato, no, di usurare quelli che giocano sempre gli stessi, è fortemente penalizzante e non migliorerà domani, perché domani non ci sarà De Bruyne, domani non ci sarà Gilmour, abbiamo perso anche Gilmour, scusate, eccetera, Chissà. eccetera. Anghissà lo però diciamo, a prescindere dal trofeo, che è importantissimo, l'aspetto proprio tecnico, tattico, oltre che chiaramente anche mentale, io ve lo dicevo, importante il percorso. Quando dissi oggi no, però se noi abbiamo la pazienza di incominciare a valutare dei piccoli progressi, la gente che si aspetta il miracolo no, quei progressi che sono importanti. La vittoria, come ha anticipato Conte prima di questa partita, non precluderà a Napoli altri inciampi, perché la stagione è difficile, perché la coperta è corta. Però c'è anche da dire che nell'attesa, e concludo, nell'attesa, nella speranza, fate voi, che la società si strutturi sempre meglio come figure professionali, che si potenzi per queste strutture che vengono sempre annunciate e mai realizzate, che migliori la comunicazione, come dicevo, più raffinata, più completa, più multimediale, più mondiale, no? Un allenatore che può stimolare lo sviluppo di queste cose. L'ho provato a fare Benitez e non c'è riuscito, ho provato a fare Ancelotti e non c'è riuscito, non ci hanno provato minimamente Sarri e altri allenatori. Conte invece è uno che ti stimola a migliorare, perché essendo un vincente sa che queste cose sono importanti per far crescere l'ambiente. L'allenatore che cosa può fare? Può fare il suo lavoro, mettere la squadra in campo, dargli un gioco, un'anima, cercare di risolvere i problemi di crisi che durante una stagione ci sono, e 2 trofei in un anno e mezzo di gestione Conte, con tutto quello che abbiamo detto. Non è vincere l'unica cosa che conta, ma in questo caso che conte, ma è il percorso, quindi che sia però sempre di un stimolo per crescere come struttura societaria. Però ho detto a Conte che cosa puoi chiedere di più? Dalla Coppa Italia è uscito scientificamente l'anno scorso, quindi non ci ha manco provato. Gli altri 2 trofei li ha vinti, questo l'ha vinto in maniera autorevole, il campionato soffrendo, lo sappiamo, questo non possiamo dirgli nulla, cioè il Napoli nelle 2 partite ha meritato nettamente, tra l'altro insomma a porta inviolata. Oggi si è visto il Napoli che amiamo e detestiamo tanto, cioè quello che produce una marea di azioni da gioco e ne spreca troppe. Però il punto è che nelle 2 partite che aveva visto un tonfo pesante a Bologna, proprio da un punto di vista dell'orizzonte del campionato del Napoli, questa è la cosa preoccupante, perché puoi perdere una partita. E da allora sembra che sia un'altra stagione, che però ho detto non ci preclude che ci saranno le altre difficoltà. Concludo per dire quello che già detto un'altra volta. Io non sono un contiano, però ragazzi, qua non è che possiamo prendere delle persone che sono dei professionisti, tra l'altro anche ben pagati. Ci sarà una ragione per cui uno dà tanti soldi a un professionista, non penso perché davanti sia scemo tutt'altro, lui che è molto attento alla gestione economica delle sue aziende. Poi passa qualunque cretino, te le devi andare, out, eccetera. Immagina come se ne sta ridendo Conte. Ha detto la bravura è quella, no? Non è vincere, la bravura è superare i momenti di crisi e vincere, perché vincere come sta vincendo il Bayern Monaco, che è uno spettacolo, cioè, rifila 4 gol a tutti, gioca un gran calcio, bene, cioè, però non è che diciamo è scontato. È più difficile vincere a Napoli, con tutte le difficoltà del caso, anche arbitrali, con tutte le difficoltà ambientali, con una stagione che è nata stortissima, perché l'infortunio di Lukaku è pesante. E concludo, vedete quanto sono importanti i giocatori che comunque durante la settimana migliorano i loro compagni. Neres non a caso in intervista ha detto: è lui che mi diceva sei forte, sei forte, sei forte, sei forte, come lo ha fatto Ibrahimovic al Milan in quell'anno dove è tornato, l'ha portato allo scudetto. Adesso è tornato come mascotte, piano piano si allenerà col gruppo, però la sua essenza
che se ne dica è stata pesante, come l'assenza in queste settimane lunghe ormai di De Bruyne. È una stagione difficile, però io vi ho detto una cosa e concluso, sono almeno considerato come un lungo pippone iniziale. Quest'estate proprio guidando mi venne questa illuminazione, sarà sbagliata, farà ridere chi mangia le valentine scadute, sì, pure io sono inciampato nell'errore di considerare l'Inter forte, la più forte, però ho detto non è che a questa squadra manca il gene della vittoria. E adesso sono diventati 5 i trofei nell'ultimo anno e mezzo dove l'Inter ha partecipato e è così forte, e però manco uno ne ha portato a casa. Che noi siamo meno forti, lo sappiamo, è inutile fare l'elenco salviniano, ma è un problema loro. Questa è una vittoria molto importante per il Napoli, al di là, diciamo, della coppa singola, cioè da un punto psicologico, pensa Valerio, De Bruyne gli poteva venire il tarlo e comunque ho fatto una scelta sbagliata, lo so che era una società più piccola, però una società perdente, e intanto anche senza di me questi sanno vincere. È chiaro che quest'anno la Champions tu farai una comparsa, è peccato l'assenza di tutti questi campioni come Anghissà, perché poteva essere un momento di crescere qualcosa in più, però gli altri 2 trofei è giusto giocarseli, anche la Coppa Italia secondo me, e questa vittoria, ripeto, uno ragiona solo in chiave italiana, gli sfottò, le stupidaggini, però un giocatore come De Bruyne che è abituato a vincere, a alzare i trofei, viene qua e dice io sono venuto qua per vincere, e poi vede una squadra che perde con l'Udinese e oggi casomai perdeva subito la semifinale. Il tarlo del dubbio che ha fatto una scelta sbagliata a livello professionale può venire, ecco, oggi questo tarlo intanto non c'è, perché dice i miei compagni hanno vinto anche giocando un bel calcio finalmente. Questo è importante a livello psicologico, fidatevi di me, poi posso sbagliare. Quindi è al di là della singola coppa. Poi adesso si azzera tutto, la Cremonese è una squadra tosta, abbiamo già perso tanti punti in campionato, nella classifica guida con gli altri 13 siamo molto meno e c'è da pedalare. Lo ha detto Neres, Guido, non so se hai ascoltato l'intervista post partito con Di Lorenzo. No, Ha detto, non ascoltavo. due gol, complimenti, i 2 gol li può fare chiunque, l'importante è che abbiamo alzato un trofeo, ha detto proprio così. È il discorso che faceva Guido su De Bruyne, che può togliersi il dubbio, viene confermato proprio dal post di Højlund, che Valentina mi ha tradotto perché stavo fondendo il cervello, e dice questa è l'immagine di uno che ha fatto una buona scelta, una grande decisione. E quindi, hai capito, è la foto di uno che sta alzando la coppa, cioè non possiamo uscire da questa cosa, perché fa tutta la differenza del mondo. Vale, lo ha detto anche Scott quando abbiamo vinto lo scudetto a maggio. È normale, vedi, Conte ha ricordato di quante finali e competizioni ha perso, e quella sensazione la porta dentro, la instilla nei suoi calciatori, la sconfitta brucia, perché la storia la scrive chi vince. Ti ricordi, l'ha ripetuto più volte, la scrive chi vince. Guido, Però vale il discorso che abbiamo fatto, cioè che hai fatto pure tu parecchie volte. Tu ti vai a giocare questo torneo in trasferta, viaggio lungo, tutto bello. Poi se perdi le tossine te le riporti a casa. e infatti sì, e infatti sono, ecco, mi mantengo mediamente fiducioso per la Cremonese, per viaggiare su quest'onda positiva. Ho preso un po' di messaggi. Guido, ma il fatto che Allegri ha sbottato, secondo te, è ovvio, sì, è nervosismo, ma c'è anche dell'altro, inteso che magari ricordandogli 1-0 con la Juve, che poi dopo non gli sono valsi a niente, anzi è arrivato a 25 punti dal primo posto, pensi magari che stia ribattezzando lo stesso anno? Io ve l'ho già citato e mi duole ripetermi, però in questo caso è una bella citazione, perché è un grande gentiluomo, maestro del giornalismo che non c'è più, che Bruno Pizzolo. Durante una lezione di giornalismo gli scappò la frase: il problema della Juve non è che non sa vincere, è che non sa perdere. E ci fu un brusio tremendo, però insomma lui a parte è un personaggio al di sopra di ogni sospetto, perché è sempre stato misurato, un gentiluomo. Cosa puoi dire a Bruno Pizzolo, no? Rispetto a gente che adesso urla, non scherziamo.
però ti fa rendere conto dello spessore morale di chi ha il coraggio di dire una frase che nessuno si permette di dire. E il problema di Allegri è che non sa perdere, e soprattutto quando incomincia a avere il dubbio che non può competere per la vittoria. Lui è molto bravo a saper vincere, soprattutto in determinate situazioni. Poi io ve l'ho sempre detto, degli scudetti in più della Juve, parlo a livello sportivo e soprattutto economico-aziendale, non c'entra niente l'antipatia. Se qualcuno adesso entra, ecco il tipo di napoletano frustrato, cretino, via. Sono talmente gonfiati e immeritati che io dissi: questo comporterà la Juve che ci metterà più anni a aspettare per dover rivincere. Se avesse vinto il primo anno Sarri, paradossalmente sarebbe stato meglio per la Juve, sicuramente meglio per la Serie A in genere, perché davi il livello. Invece noi abbiamo, come la politica, votiamo il meno peggio, abbiamo accettato di avere un calcio sempre più brutto, sempre più speculare, più cose ex calcistiche che poi abbiamo scoperto dopo, eccetera, eccetera. Quindi il problema di Allegri è che non sa perdere. E poi noi io sfotto questa cosa del Vomero, ma il Vomero funziona anche in Italia, cioè questa cosa che un certo tipo di giornalismo ha difeso tutti i comportamenti possibili e immaginabili del calcio italiano, che potevano anche funzionare, essere folcloristici negli anni 80, ma erano gli anni 2000, adesso siamo anche 2025, cioè già si è chiusa una generazione, no? 25 anni. Ma non è un problema nostro, certo è non sa perdere sportivamente, e questa sua rabbia è diventata sempre più frequente, perché ha anche giustificare queste parolacce, non so, negli anni 80. Oggi si dice sempre questa frase: il calcio è cambiato, no? È inutile che la dico io, si dice in tutte le trasmissioni, però poi dopo 2 secondi, che sia Inter, Milan, Juve o il nostro Napoli, senti sempre gli stessi tipi di ragionamento. Ma allora se è cambiato, ed è cambiato in tante cose, e una di queste è che certi comportamenti sono diventati anacronistici. Concludo, e l'ho detto nella chat dei poeti estinti, ma una volta ve lo citai, che qualche anno fa, non troppi, ma ormai sono passati alcuni anni, quindi prima del Covid, New York Times, quindi non l'ultimo dei giornaletti, che non dedicava quasi mai pagine al calcio, fece una lunga inchiesta sul calcio italiano, che non è stata riportata dai giornali italiani perché ne usciva un quadro desolante. Il primo aspetto che diceva: i manager, i presidenti del calcio italiano saranno folcloristi. Pensiamo, noi avevamo Ferrero, eccetera eccetera, no? Però ho detto, è una lega fortemente indebitata. Loro in America è una cosa assurda, perché le leghe loro non sono indebitate, cioè una cosa che non hanno, no? Le strutture sono fatiscenti, ed è vero, quella parola che non posso dire, se no creo problemi tipo acerbi, no? Quelle cose lì. Valerio mi ha capito, è un problema che in America affrontano seriamente, ti fanno vendere una squadra se inciampi in acerbismo, però noi è folklore. No, ma d'altra parte, Guido, ti fermo, è folklore solamente in quella direzione là, perché io ho sentito degli attacchi a Foloruscio che ha sbottato contro così. È vero, ma cioè, tutti all'unanimità. Che secondo me è giustissimo, perché secondo me non hai bisogno della la prova TV, secondo me non ti serve solo per la bestemmia, perché gli ha detto veramente l'impossibile Hermoso. Hai detto l'impossibile, continuato, anche esagerando, convinto, consapevole delle telecamere, ma ho visto una condanna completamente proprio a reti nazionali, e lo stesso però non lo fai così. Quando invece poi, quando Sarri con Mancini, che fu squalificato, Guido, qua mi serve la memoria. Come no? Fu squalificato, chiese scusa. 15 giorni di umiliazione, sbagliò, ma attenzione, concludevo il discorso, non è che nell'NBA a volte non ci sono i litigi, eccetera, però poi il pugno duro, perché è una cosa che non è più consentita tra giocatori, no? Non è che ci sono tutti santi lì, no? Ecco, invece da noi c'è questa giustificazione, soprattutto se le cose sono fatte da 2 società in mezzo, no? E questo che cosa ha comportato? Ha comportato che il livello si è abbassato sempre di più di tutte le cose, ma non è risolto il problema. Cioè, al giorno d'oggi continuiamo a dire sono 4 scemi, e invece tu sprechi un sacco di soldi di forze dell'ordine. Cioè, non è consentibile che nel 2026 ormai per organizzare una partita, e ci si gioca ogni giorno tra Serie A, B e C della settimana,
praticamente non so quant'è in percentuale delle forze dell'ordine devono essere impiegate, perché sennò i tifosi si riempiono di botte, cioè una cosa, no, no. Però noi sentiamo su quattro scemi. Allora, se su quattro scemi, com'è possibile che noi dobbiamo impiegare tutte queste, che sono soldi pubblici, no? Se sono quattro scemi, com'è che invece noi sentiamo costantemente insulti? Cioè, è ovvio che è una frase per giustificare. Guido, sai niente dell'anno prossimo? Perché per esempio le ultime notizie ci dicono che la partita tra Milan e Como non si farà più in Australia. E quindi sai niente della prossima Supercoppa? Perché adesso ho letto anche io che si parlava dell'America e si parla della Florida, perché la Florida significa Inter Miami, No, significa Valerio, il questo polo. non so, per mia sfortuna non sono un dirigente né della Lega né della federazione, quindi non mi fare così bello, importante, eccetera. Ma siamo col piattino dove ci troverà che ci daranno due speech, possiamo andare. E a me non piace questa forma, vedete, quindi l'ho detto sempre, quando non giocavo il Napoli, quando gioco il Napoli, la trovo antisportiva, perché non ha senso che chi ha perso venga a fare una semifinale, non è giusto che tu vada in giro per il mondo, perché questa cosa, anche se oggi ti prendi 1 milione in più, poi non ti puoi lamentare dopodomani che i ragazzi non seguono il calcio, e sempre non avere questo orizzonte. Non lo so dove si giocherà, no, era previsto che l'anno prossimo per impegni non si può giocare in Arabia. E sul fatto fammi rispondere alla tua domanda, no, non lo so, però è una brutta figura che abbiamo fatto, perché è stata strombazzata e presentata per mesi come una grande vittoria del sistema calcio italiano, che tu vai a esportarlo, vai a giocare in Australia, come l'NFL è andata al Bernabeu, e poi non lo fai più. Ovviamente non stanno Guido, non dando... è stata l'Italia stavolta, ti voglio un attimo interrompere, l'ho letto Sì, oggi, è stato un lo so, disguido con però tu non ti l'Australia per vendi la questione questa... economica. Lo so, Fabio, lo so, mi non sto copiando. Però se tu non sei certo al 100%, quindi significa che non avevi tutte le garanzie, che casomai non dipendono da te, un po' di... E quel famoso articolo del New York Times, il management del calcio italiano è molto scadente. Non l'ho scritto io, l'hanno scritto loro. Lo so, anche se non è stata colpa tua, perché casomai loro ti avevano offerto delle garanzie, non si sono verificate, non c'erano coperture, non parlo solo Esatto. finanziarie, ma anche di strutture. Ma allora non essere così imprudente, perché per settimane, per mesi hanno dipinto l'Eldorado. Perché era aperto, poi la volevano spostare a Sydney, capi? E le hanno detto no, vabbè. Sì, Fammi rispondere. anche però... No, il Perrone voleva entrare. Prego, prego. No, vabbè, io ho aggiunto il link in chat perché è serata Io ho speciale sentito dove dobbiamo stare Bruxelles, Vale, io avevo sentito Bruxelles l'anno prossimo come per capitale la prossima europea. Supercoppa. No, ma io Per più che altro dare... voglio capire se cambia di nuovo il formato, cioè se non fanno più le 4 squadre, ne fanno solo 2, perché sennò pare No, ne che faranno solamente 8 l'anno prossimo. quando vinciamo noi lo scudetto, sarà da fare 4. Io Perché poi ho già ci una vuole mia la mano di proposta. Dio per vincere le sue competizioni, no? Cioè, Capito? tu vai a vincere la Coppa Italia e Scudetto, poi uno deve, per carità, ci vogliamo bene, condividiamo tutto, però... cazzo. Io trovo ingiusto, Valerio, che non sia stata invitata alla squadra retrocessa l'anno scorso. Io l'anno Perché, prossimo... esatto. Solo la loro dignità. Gli 11 milioni della Supercoppa si possono spendere a gennaio. Bianchi ci chiede questo. Io voglio allargare questo discorso. Credo di no, nel senso che il Napoli i soldi, da quello che ci ha detto Bellinazzo, il Napoli i soldi in cassa ce li ha. Cioè, lui continua a parlare di 200 milioni di liquidità che il Napoli potrebbe spendere. Il problema è che questi milioni che hai guadagnato adesso sono fuori dal tempo che sia stato preso in considerazione, che ti porta al possibile blocco. Quindi questi milioni sono per l'anno prossimo, che puoi tenere presente che li hai guadagnati, e quindi nel computo tra spese e guadagni c'hai questi 11 milioni in più. Diversa la domanda, Guido, è se questi milioni li possiamo spendere per un centro Invece sportivo. sì. E quelli sono stati tuoi, che spendere anche domani. Questo sì. Ma questi Rientro 11 milioni è subito, Vale, comprensivo. rientro subito, si sta spegnendo il telefono, Vai, datemi 30 vai. secondi. Vai, non ti preoccupare. Vale. No, dicevo, questi 11 milioni sono comprensivi del milione dell'amichevole che se accetti. Ah già, perché questo è un altro discorso che abbiamo fatto in separata sede, che c'è un amichevole, non so se tutti lo sanno, io dopo è scontato che tutti lo sanno, che c'è un amichevole con un'altra squadra araba
l'Ali. All'Alli, quella dove sta che sì, qualche Esatto. altro ex Che quindi Serie un A. grande onore per quelli che hanno vinto la Supercoppa, l'amichevole, che poi ci sono dei campioni, cioè dei giocatori anche importanti e interessanti. Che dobbiamo fare poi quando? No, qua non ti so aiutare. Quindi va. Perché Ale, spero io che ti non ho si mandato un solo file, Ah, ma uno solo, perché poi non ci vediamo da un po' di giornate per vostra fortuna. Semplice indolore, in realtà non è tanto indolore, visto l'argomento di cui parla il file. De Bruyne giocherebbe al posto, nel frattempo che recupero il file, c'è questa, perché qualcuno mi aveva chiesto dove giocherebbe De Bruyne in questa squadra. De Bruyne giocherebbe al posto di Elmas, oggi era quasi 3-5-2 e qualcun altro ha detto semplicemente rientrerebbe poi nelle varie turnazioni, anche perché poi tu ti chiedi di De Bruyne, ma io mi chiedo di Anghissà. Guarda, Poi mi chiedo. Vale, Ma questa Supercoppa, e questa è una bella domanda, ha dimostrato di quanto è difficile, ma quanto è utile un certo tipo di comportamento e mentalità dei giocatori. Esempio subito, facile indolore. Politano stava facendo una gran stagione, aveva accusato un affollamento che non era dettato dal fatto che era svogliato, lavatina, era un semplice appannamento perché insomma non è un robot. Ha perso il posto di titolare, è entrato non bene in alcune partite, no? Se un giocatore entra in quella mentalità che aveva insegnato Spallettone, secondo me non gioca sempre 90 minuti. Invece questa Supercoppa, le due partite, anche se oggi ha mancato un gol apparentemente molto facile, però è entrato con una mentalità giusta, vincente. Se uno riesce a giostrarli in maniera saggia e loro entrano, i giocatori, in questo ordine di idee, che casomai su 4 partite non le giochi tutte e 4 da titolare, ma quando giochi veramente incidi, proprio perché puoi mantenere con più facilità una certa brillantezza rispetto a 8 partite consecutive, beh, allora ogni giocatore del nostro centrocampo, perché a questo punto sì, sono i favolosi 4, però non i favolosi 4 sempre spremuti, che anche 20 minuti oggi, 20 minuti domani, riposando, tu hai una maggiore brillantezza. E questo è un messaggio che la Supercoppa potrebbe lanciarti. Vedi, Elmas ha giocato veramente una gran partita all'andata, ma gli è mancata la precisione nei passaggi, ma il lavoro che ha fatto da un punto di vista tattico è stato importante per liberare gli spiazzi. Oggi ha fatto ugualmente un gran lavoro, ma è stato diverso rispetto all'altra volta, diverso anche perché era Højlund che con i suoi movimenti allargava per far entrare nei duetti gioca 2 Elmas Neres, che oggi non ne teneva di giocare. Noi sappiamo che lui ce l'ha la tecnica, il problema è che è molto discontinuo, a volte dice no, non me ne va di giocare. Però Elmas non è arrivato alle partite di oggi usurato, no? Allora rispondo, il problema delle persone è che tutti stanno pensando a dove giocare De Bruyne, io mi concentrerei su quando e che percentuale miscelare i nostri giocatori, che è molto più importante di fissarsi nel moduletto, perché questi giocatori, De Bruyne, che c'è il passaggio filtrante, c'è il tiro, se stanno in condizioni e se sono mentalizzati, state sicuri che il campo lo vedono bene. Quando vi dissi non abbiamo un problema a McTominay e tutti era un bidone solo l'anno scorso, non c'è problema, chi sa giocare a pallone non lo dimentichi. Invecchiando perde velocità, elasticità, eccetera eccetera. Vedete la situazione dei nostri. Io l'ho considerato fuori Lukaku, lo so che è stato aspetta, sei passato liquido dalla risposta alla cosa. No, perché poi sento un'armonica a bocca. No, chiudevo il discorso, visto che ha introdotto Politano, mi sfizia questo commento. Forse Politano risulta alla difensiva perché il suo ruolo è quello che fa ora, cioè l'esterno di centrocampo. Questa è una cosa che la riprenderò perché è interessante, che lui ha spesso giocato nel 4-3 da esterno, ma forse questo è proprio il ruolo perfetto. Andiamo al tuo schema. Infortunio, essendo figlio di ingegnere che fa tutto con i numeri eccetera, sai, poi vederli graficamente vederli graficamente ti fa più impressione, anche portare le percentuali. Piccola, come si dice, nota
la leggenda, si diceva prima nelle enciclopedie, no? Io ho considerato, è una licenza guidesca, non poetica, 24 su 24, perché è vero che è stato portato in panchina, ma come mascotte Conte ci ha pure detto non è in condizione di giocare, quindi lo so che figura nei convocati, Lukaku, però me la sono presa io come Olivera, ha detto di fatto era infortunato. Ragazzi, noi abbiamo 3-4 carichi da 1000 che stanno per raggiungere tutti quanti il 50% ormai del campionato saltato. Cioè De Bruyne salterà quasi tutta la stagione, perché salterà per difatti tutta la Champions, perché Napoli non andrà avanti. Ha saltato la Supercoppa, che fortunatamente i compagni hanno vinto, salterà mezzo campionato, cioè non è poco. Anche sa, ha già saltato 37, più di un terzo della stagione attuale del Napoli. Anche lo stesso Meret dice vabbè, ma Vaina ha preso il posto, ma ragazzi si allenano come si allenano i due portieri con il terzo portiere, cioè comunque è meglio averli tutti i giocatori dell'organico. Quindi noi abbiamo 4-5 giocatori che hanno saltato una grande fetta della stagione del Napoli, grandissima, senza considerare che all'inizio stagione noi abbiamo perso Rachmani e Buongiorno non è in condizione. Infatti anche il 30% di Rachmani, hai ragione, mettendolo con la percentuale ti dà più l'idea di quello che effettivamente cioè, quando Conte si lamenta, è ovvio che le televisioni, no, perché Conte fa paura, questa è la ragione. Quando lui disse quelle cose ha rotto un muro di umiltà, no? Dicendo noi diamo fastidio, finalmente c'è stato un allenatore del Napoli che sta lì su, dà fastidio, se ne è accorto Conte, uno juventino, quindi ha rotto più al di sopra del sospetto di lui, non c'è nessuno. È ovvio che lo devono accusare di piangere, però la verità dei fatti è che cioè che De Bruyne ha saltato 7 partite di campionato, 3 di Champions, 1 di Coppa Italia e 2 di Supercoppa. Questa è la verità. Eccetera, vi potete divertire a leggere tutti i numeri. Non sono pochi. E dice, vabbè, De Bruyne. Però noi abbiamo dovuto far meno anche di Anghissà, ormai sono tante partite, anche di 2 volte di Lobotka, il sostituto di Lobotka, Gilmour, cioè, hanno fatto fuori 4 centrocampisti. Trovate una squadra in questo momento in Serie A che ha il centrocampo titolare. A un certo punto abbiamo perso tutti e 3 titolari. Chissà, Lobotka infatti è De Bruyne, ha giocato solo McTominay, abbiamo dovuto recuperare Elmas, sacrificati. Io penso che poi non abbiamo preso come voleva il Vase un portiere svincolato, perché Conte aveva detto vabbè, nel caso si fa male anche Contini mettiamo Elmas in porta, no? Chiaramente Francesco Perrone, ciao. Beh, era giusto un sfizio farvi vedere che poi non è solo piangere, sono tante le partite che stanno saltando i giocatori e ne salteranno tante, non è che torneranno domani, torneranno a febbraio e De Bruyne a marzo. Anche perché Guido, scusami l'interruzione, ma perché a volte l'hai pure forzati, perché Rachmani doveva tornare, l'hai forzato, si è fermato di nuovo. Ma infatti, come Lobotka, come McTominay, che tu non sai con che dolorini stanno giocando, ma non potevano giocare. Mi fa piacere che noi facciamo scuola su tutto, Valerio, perché permettimi l'esempio di Russotto, lo feci io tempo fa, adesso l'hanno tirato fuori. Per chi casomai non ci ha sentito, dice Guido sta copiando, no, fermi, perché queste cose fuori dalle merendine. Sì, no, ma ha detto è troppo facile. Poi c'è stato Rog, no? Chiamato, deve giocare Rog, e si riempivano la bocca. Non stiamo bocciando, come si chiama, un giocatore del Napoli, però io devo ancora conoscere, non dico a livello personale, poi sarebbe impossibile, a livello proprio professionale, un allenatore che quando ha un giocatore forte in campo non lo mette in campo, visto che poi alla fine la sua carriera dipende dai giocatori in campo che portano i risultati. Io lo devo conoscere. Un allenatore dice io sono talmente cretino che ho un giocatore forte e non lo faccio giocare. Alla fine poi vedi, per quanto poteva essere ambiguo, antipatico Sarri, tutti i giocatori che lui diceva che non erano all'altezza di quelli che lui metteva, forse spremeva troppo, non è che non hanno fatto una gran carriera, non hanno fatto nulla. È Russotto che non abbia mai giocato in Serie A. E io mi ricordo che c'era una gente che diceva ma vedete che spreco, vedete, perché Wikipedia scrive che è uno dei 100 giovani più importanti d'Europa, cioè, e tutte le trasmissioni Rea, un cretino, out. Poi
Nulla contro Russotto, sia chiaro che poi è stato recuperato da una nota testata, però se era forte la sua carriera l'avrebbe fatta come Rogue, eccetera, 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 come lo stesso Diavarà, qualcuno eccetera. Però Russotto è uno che proprio la Serie A non l'ha più vista. Non parlo di giocatori che almeno un po' la Serie A poi medio bassa l'hanno fatta. Però noi andiamo appresso a questa gente perché ora deve giocare Vergara. Ma state sicuri che se fosse prontissimo, Conte se ne fregherebbe e lo metterebbe in campo. Quando lui ha detto io metto Juan Jesus perché voglio vincere, è una frase che, tranne Valerio, che è puntuale su questo, è stata non solo sottovalutata, ma proprio ignorata. E invece è una frase che ti fa capire totalmente qual è il mantra di un allenatore. Un allenatore vuole vincere, anche perché dipende dai giocatori. Puoi fare il calcio più bello del mondo, ma se perdi 6 partite di seguito, anche Conte, sono casini. Lui casomai non viene esonerato ma qualunque altro allenatore viene esonerato in Serie A. Quindi io lo voglio conoscere, un allenatore che ha dei giocatori forti e non li fa giocare, perché c'è un percorso. Se saranno forti, state sicuri che lo faranno il percorso, altrimenti il calcio a volte è bugia. Oci, ti abbiamo risposto praticamente, non è un problema De Bruyne, non è un problema Anghissà. In questa squadra supercampioni d'Italia dove li schiereresti? A centrocampo, ruotandoli un po' tutti, non può essere un problema. Io è incredibile, tutte le volte che vincim ci sta sempre dove lo mettiamo adesso Osimhen con Raspadori in campo? Osimhen giocava, è rientrato e giocava, cioè veramente è incredibile come non riusciamo a goderci il momento. Perrone, ciao, benvenuto. Ciao. Il centrocampista del Como. Per chi non lo conosce. Volevo dire che ci ho messo un po' per entrare perché stavo sbagliando e per sbaglio stavo per entrare in una live dove parlano la lingua del calcio perché è lunedì stasera, quindi stavo infatti me la perderò, non me la posso perdere. Che si sta dicendo? Parliamo. Ho visto la partita fra amici che non erano napoletani, quindi l'ho vista più o meno così, mi vedrò l'analisi tattica praticamente, quindi o magari mi rivedrò addirittura la partita. Ho visto il gol di Neres, il primo, sì, gli allenatori possono fare quello che vogliono, però poi serve la qualità e lì si vede la qualità di un calciatore come Neres che, come sto dicendo da un po' di settimane, stiamo parlando di un calciatore che ha giocato partite di Champions, che ha vinto campionati, che ha vinto altri trofei, cioè quindi oltre alla qualità comunque ha l'esperienza per giocare determinate partite e si vede che poi è incisivo. Il secondo gol, errore in fase di impostazione del Bologna, che tra virgolette ci può anche stare perché comunque su 500 passaggi che fa in fase di impostazione in un'intera stagione uno lo puoi anche sbagliare. Vedi ad esempio anche Vanja Milinkovic-Savic a Lisbona contro il Benfica. Certo. E poi ho però visto te lo posso dire, te lo posso dire, ti integro. L'errore di impostazione, comunque McTominay continua il suo pressing dopo aver pressato chi aveva pressato, tipo Moro mi pare, e poi continua il pressing sul portiere, il che anche quella è una giocata codificata perché alcuni portieri non li devi pressare, altri invece li metti sotto pressione e Neres continua insieme a McTominay e si va a prendere quel pallone. Quindi nella giocata dimmi. Cioè non c'era, no, cioè ci deve stare là poi Neres, capito? Cioè deve pensare che il difensore sbaglia perché è andato ad anticiparlo proprio netto. Quindi lui è stato positivo sul pressing di Scott sperando che Ravaglia sbagliasse. Ravaglia ha sbagliato, però intanto Neres l'attaccante deve essere ottimista e il difensore pessimista, banalmente. Posso permetterti di dire una cosa, perché è una verità a metà quella che il nostro amico ci ha detto. È così, nel senso che poi le grandi squadre poi hanno dei giocatori che il passaggio te lo fanno più preciso, che ti mettono quel tipo di gol che proprio veramente a fin di pane, non è una frase fatta. Cioè, banalmente ad esempio anche Foden al Bernabeu, cioè quello è un gesto tecnico. Sì, però io vi raccontai questo fatto, l'anno orribile della mia vita, quando mi distrussi la caviglia, quindi non potevo giocare, che cominciai a vedere tutte queste trasmissioni dove Fabio Tranquillo faceva vedere queste azioni che si ripetevano, e lì mi cambiò la mia percezione della sconfitta, per esempio a basket. Il basket era molto più avanti con le statistiche non mettevano manco i tiri fatti, il posto palla incominciò con l'Italia 90, queste proprio poche calci d'angolo,
tiri e poche cose, adesso sono molto più raffinato, quindi era avanti di 20-30 anni. E io capii che noi ci fermavamo siamo stati sfortunati, vedi, abbiamo sbagliato il libero e ho perso. Sì, hai sbagliato il libero e hai perso, ma in realtà ci sono stati tutta una serie di giochi che tu non hai saputo interpretare, che l'altra squadra hanno interpretato con costanza. Ecco, tu arrivi a quel gol, ma perché ci sono state tutta una serie di azioni che il Napoli, come un martello che continua a martellare, ha ripetuto. Poi il gol apparentemente è un tiro meraviglioso, perché vedete come lui mette il piede, è bellissimo le riprese. Complimenti alle riprese, brutta figura del calcio. Quando io vi dico che noi siamo molto indietro, almeno qua posso parlare come occhio cinematografico, che il calcio in Italia è raccontato televisivamente, così mi faccio antipatici tutti, non bene, si potrebbe fare molto di più vista la spettacolarità dello sport. E quindi ma non si capisce niente però da quella È migliorabile perché noi abbiamo più esperienza, però qualche quadratura diversa si può fare, no? Diverse sì, sono adorabili, almeno i calci di rigore li hanno aggiustati perché li vedi dal POV del giocatore, molto meglio. Ma lì serve il regista che ha il timing giusto, che sta, loro sono a zero, però ho detto intanto stanno sperimentando questo coraggio, si è chiusa questa parentesi. Però dicevo, vedete come mette il piede, cioè quando tu vedi come mette il piede, capisci che quello va lì perché è proprio l'impostazione del piede, del calcio, della gamba che è perfetta, infatti fa un gol perfetto. Però quel gol avviene dopo tutta una serie di giocate che il Napoli ha saputo interpretare benissimo e il Bologna non riusciva a trovare la soluzione. Anche il gol che hanno preso loro non è casuale, sembra casuale, perché se noi ci soffermiamo solo sulla singola azione, già il Bologna ha sbagliato, vedi, lì poteva, le cose che poi dicono le trasmissioni, lì dovevi rinviare lungo, ma se una squadra ha una filosofia di gioco come il Napoli, che fa pochissimi falli da tanti anni ormai, non funziona così, io cerco di... E se il Napoli è riuscito minuti dopo minuti, perché è entrato benissimo, ricordiamoci come è entrato nel secondo tempo rispetto a altre volte che ci siamo intossicati, il Napoli è entrato nel secondo tempo che ha subito sfiorato il gol, di nuovo sfiorato il gol, calcio d'angolo, anche se il tiro centrale, cioè, è entrato concentrato, pressing alto, cioè. Quindi quelle azioni sono anche dettate dalla preparazione e interpretazione corretta della partita del Napoli, suppone però in attacco, e il Bologna che, come a volte è capitato a noi, non è riuscito mai a trovare le contromisure. Poi lì c'è il gesto tecnico e paradossalmente tu fai un gol con un'azione che sembra di un singolo e hai fatto delle azioni di squadra anche spettacolari, veloci, no? Quel tacco che libera il centro Spinazzola, oppure lo stesso contropiede dove Neres ha fatto il possibile, però l'ha tirata troppo vicino al portiere, e poi invece ha fatto un gol che sembra di rapina e un gol spettacolare. Se tu vedi la singolazione, ma se vedi la singola partita e incominci a vedere i giocatori come si erano messi in campo, come ripetutamente mettevano in difficoltà il Bologna 2 o 3 volte ha dovuto mettere consecutivamente la palla in fallo laterale perché non aveva soluzioni. Quindi poi è ovvio, tu hai Uragano Gargano e quel gol non te lo fa, o te ne fa uno su tutta la sua carriera, lì sì, ti do ragione. Hai Neres, e col Milan è uscita di tanto la palla, perché col Milan lui lo prova quel gol, è uscito pochissimo, no, prese la traversa, scusate, errore mio. Sì, la traversa. Ma anche col Benfica è stato l'unico a tirare la finisce centrale, ha preso le misure. Ha dei piedi migliori di Uragano Gargano, e lì il nostro amico ha ragionissima. Però non sottovalutiamo il lavoro della squadra durante la settimana dell'allenatore, e io dicevo basta vedere le 2 partite. È stato molto utile che tu hai rincontrato il Bologna, non solo perché era giusto, loro hanno vinto la Coppa Italia, perché il Bologna ci ha messo seriamente in difficoltà, anche perché noi stavamo proprio in vacanza, proprio sembravamo impotenti, no? Oggi hai totalmente capovolto i valori in campo, cioè sono loro che non sono, nonostante il pessimo alto, l'organizzazione di gioco, il maestro italiano eccetera, perché la squadra era molto più organizzata. Poi se hai quella qualità in più, è meno male che ce l'abbiamo quella qualità in più. Avete visto quanto difende meglio la palla Højlund rispetto all'inizio? Perché all'inizio lui ha fatto delle belle giocate perché era lanciato bene da De Bruyne, e quindi quelle cose lui sa fare, lanciato in porta, vedere la porta, come passare. Però pure lui era falloso, nel senso come ne intende Guido, no? Che fa i falli, nel senso che è impreciso, e quante palle pure lui perdeva. Adesso è diventata una sentenza, controllo del corpo, controllo dello spazio con l'avversario,
la ferma, lo scavetto, la fa andare in profondità, non ha il 100% del ma è migliorato tantissimo in un gioco che non sapeva fare, e noi non dobbiamo sottovalutare il lavoro che si fa durante la settimana e poi lo metti bene in partita, perché in partita poi hai l'avversario. Queste sono le cose importanti. Lui i colpi ce li ha, è ovvio che poi paghi, perché tutto il lavoraccio che ha fatto e poi diventa meno preciso in conclusione, e non puoi avere tutte e due le cose. Poi si deve trovare il compromesso di non stancarti all'infinito per non perdere poi quella lucidità, soprattutto in quelle partite dove hai meno occasioni con le grandi squadre, con le competizioni europee. Però io vorrei sottolineare questo aspetto, cioè che è importante valutare degli step, cioè valutiamo di 2 mesi in 2 mesi e non la singola giocata, perché se bezziamo la singola giocata, che in questo caso è bellissima e rimarrà perché è proprio quasi un quadro da incorniciare il gol che ha fatto, siamo miopi, vediamola in un quadro più ampio. Bene, Francesco, volevi finire o se hai altro? In realtà posso fare una domanda a Guido che non c'entra propriamente la partita, perché ne approfitto, ovviamente vedo che siamo a 2 ore e un quarto di live, quindi posso? Cioè magari non è proprio inerente alla partita. C'era pure una domanda sui gusti musicali di Guido, quindi andiamo lì. Cioè, proprio inerente di Tore, perché ne stavo parlando con lui sul gruppo Telegram. Oggi abbiamo vinto, diciamo, la terza Supercoppa italiana, quindi blasone. È inerente proprio, diciamo, il prestigio. Si collega magari al ranking UEFA. Ranking UEFA che, da quello che ho potuto capire, ora come ora è diventato abbastanza inutile, ed è questa la domanda. Cioè, è utile e inutile perché ho visto che nei sorteggi comunque, anche se capita ad esempio in prima fascia, becchi 2 della prima, 2 della seconda, 2 della terza e 2 della quarta. Stessa cosa per il mondiale per club, alla fin fine comunque si tiene conto di quello che è il ranking FIFA e non il ranking UEFA, quindi hanno cambiato pure sotto quell'aspetto, mentre invece per la prima edizione usarono il ranking UEFA. Cioè, quindi vorrei capire l'utilità ora come ora del ranking UEFA, se magari è solo un'utilità del far vedere che comunque se è una squadra che è arrivata a certi livelli per un determinato periodo di tempo, se magari c'è anche proprio un'utilità inerente a qualche altra competizione, che sia la Champions League, il mondiale per club. Cioè vorrei capire questo, perché la risposta che ti posso dare è perché vedi che bello, tra l'altro questo è un argomento che non interessa proprio mai nessuno, viene Valerio sa, ride perché poi quando io lo dissi privatamente cominciò a indagare, poi ha detto è vero, poi te ne accorgi un giorno e vuoi in quel giorno recuperare 1000 punti e hai messo il dito nella piaga, perché poi tra l'altro per tanti anni aveva un peso enorme. Adesso stanno facendo una confusione, non l'hanno abolito, intanto se non l'hanno abolito qualcosa significherà, quindi intanto è meglio crescere. Noi siamo messi molto male anche perché perderemmo dei punti, quest'anno tra l'altro non faremo tanti punti, il Napoli ha fatto 9.000 punti quest'anno, di cui pochi diciamo di quelli, perché c'è il bonus per partecipare ai gironi, pensate che ne ha fatti 9.000 16.000 l'Atalanta, no scusa, 15.000 l'Atalanta quest'anno, Napoli ha fatto 11.000 quest'anno, scusa. Però dovete togliere quelli bonus. Però non sai, visto che cambiano costantemente le regole, cioè io non ti posso dare una risposta certa, cioè rispetto a prima quando c'erano i gironi a 4 era praticamente 3/4 della qualificazione era dettata dal tuo ranking, perché se eri in seconda fascia intanto ti evitavi tutte le squadre della seconda fascia, e noi quando beccammo quel famoso girone perché beccammo il Borussia ma che era sceso in terza fascia, e quindi beccammo una prima, una seconda, una terza fortissima che l'anno prima, però in quell'anno non era di prima fascia, e l'Olympique. Anche Liverpool Quando andiamo in seconda fascia con il maestro Sarri, poi addirittura beccammo il Benfica come prima, e anche se con un punteggio basso passammo come prima, ma beccammo il Real Madrid che era fatto una schifezza di girone come seconda. Però diciamo generalmente essere seconda fascia ti bastava fare il tuo dovere con quella di terza e di quarta fascia, poi al massimo arrivavi secondo anche se perdevi tutte e due le partite con quella della prima fascia. Quindi prima, per rispondere, era veramente più di metà della qualificazione, poi era il sorteggio, perché se beccavi per fortuna anche se eri
una classificata seconda, non proprio una fortissima di prima fascia, agli ottavi ce la poteva fare. Oppure vedete l'Inter in questi anni che ha avuto sempre un percorso abbastanza fortunato. Quindi tra il ranking e il sorteggio, la competizione europea, che è sempre di alto livello, la componente fortuna e il ranking era molto incisiva. Adesso questo sistema, che non a caso non piace, non so perché, a molti colleghi e a Real Madrid e altre squadre, cioè in realtà lo so perché non piace, perché è leggermente più equo, come subito ci ha fatto notare Francesco. Ha detto non è così incisivo. Il problema è che non sappiamo che altro si inventano dal 2027, e qua io non te lo posso dire. Quindi quello che ti posso dire non è solo una questione di prestigio. Sicuramente al massimo non serve a niente. Vabbè, non serve a niente, siamo tornati in terza fascia, addirittura in seconda, 15esimi. Però se serve è meglio esserci. Quindi in questo momento siamo 30esimi, siamo proprio scesi in basso. L'anno prossimo avremo, se dovessimo fermare adesso il campionato, 53.000 punti. Pensate, la Lazio 50.000, la Fiorentina 68.000, pure se non si qualifica, come probabilmente nelle coppe, non la raggiungeremo l'anno prossimo. Dovremmo fare tantissimi. L'Atalanta 64.000, togliendo i punti, no? È come se fermassimo adesso. La Roma 65.500. Quindi noi in realtà scendiamo ancora rispetto agli altri. Quindi non so cosa ci aspetta il futuro, perché sono molto ondivaghi e stanno facendo queste regole che poi le cambiano di volta in volta. Se continua così può darsi che è veramente sempre meno incisivo, finché forse lo aboliscono, non lo so, perché poi se poi faranno una sorta di Superlega. Però se torna utile è meglio averlo. Per quello che conta però, sì, attenzione, la distribuzione dei soldi nelle competizioni europee, nonostante gli sbottamenti De Laurentiis, è molto complessa. E lì invece non solo il ranking, il bacino, la storia, lo stadio, è data da 3 fattori, e anche i fattori del famoso market pool e delle divisioni. C'è una componente dove torna i risultati sportivi. Quindi se tu lo vedi, diciamo, non serve a niente, no, ma se lo vedi che quel ranking comunque è dato da quante vittorie fai, quando tu vinci sono 2000 punti, era quello che diceva Torre, vedi nel messaggio. Quei 2000 punti poi non solo è la vittoria che te la pagano immediatamente, no? La vittoria è 2 milioni e 8, il pareggio è tot, ma ti torna anche nei diritti televisivi, nel market pool. Quindi in realtà da un punto di vista economico serve sempre vincere più partite possibili, proprio in maniera tangibile, in maniera monetaria, quindi oggi, in quanto a sorteggi, scusate se sono stato lungo, ma era una bella domanda che tra l'altro non fanno da nessuna parte, quindi bravi voi. Sì, è meno incisivo, ma in chiave economica è sempre molto incisivo. Quindi se uno vede, vabbè, ma 64.000, ma quei 64.000 sono frutti di vittorie, e quelle vittorie sono soldi che ti tornano anche quando un giorno dovremmo fare l'analisi, Valerio, perché un guazzabuglio, e torna quella questione di prestigio, perché questa cosa, più tu continui a vincere e piano piano il tuo storico cambia, e non è all'infinito che quelle big come la Juve poi hanno questi vantaggi, no? In Italia, pensando ai fatti nostri, si è sempre detto questa cosa qua, la Juve ha più tifosi, quindi è giusto vincere di più, è giusto che quando c'è lo spartimento dei diritti televisivi abbia la metà. Ma se direi sempre di più, è ovvio che vince di più, è ovvio che c'ha più tifosi, non esci da questa cosa qui. Se interrompi, anche con grande difficoltà, come sta facendo il Napoli, perché non è più ricca, questo percorso, se noi vediamo lo storico, quelle 3 sono inarrivabili, ma se noi vediamo da quando De Laurentiis è in Serie A con Napoli, quindi le ultime 18 stagioni, noi non siamo più staccatissimi, a parte i 9 scudetti da Juve, dalle altre, no? Perché comunque siamo veramente la quarta forza, cioè dietro Milan, in realtà Juve e Inter hanno vinto più scudetti in Milan, sono 2, noi abbiamo vinto gli stessi scudetti nel Milan, anche più Coppe Italia perché il Milan non li ha vinte, Supercoppe, e sicuramente più trofei della Roma. Quindi queste cose sono importanti, perché se tu continui a vincere, noi purtroppo in campo europeo siamo molto scadenti, alla lunga poi si rimettono in discussione anche dei parametri, il bacino d'utenza, che determinano altri introiti. Quindi insomma vincere
conviene sempre alla fine. Quindi Questo andiamo a chiudere. Angela vuole un recappone dei gialli, visto che quelli presi in Supercoppa, sembra di aver capito, sono validi anche per il campionato, te li porti certo, dietro. che Oggi cretinata. Politano ne ha preso uno. Sì, che cretinata, sì. Non Scusate. dovrebbero esserci nessuno ancora in Politani ne diffida. aveva uno in campionato, sì, perché adesso noi in Supercoppa abbiamo preso un giallo con McTominay, uno con Politano, uno con Spinazzola. Quindi siamo sempre aggiornati in tempo reale. McTominay non ha gialli in campionato e quindi insomma non va in nessuna diffida. Politano ne aveva uno, va 2 e Spinazzola ne ha uno e va 2. Quindi questi giocatori, per quanto aumentano in maniera ingiusta i loro gialli, però non sono ancora, diciamo, perché per andare in diffida devi arrivare al 4, alla quinta scatta la squalifica. Quindi vi tranquillizzo, ancora non è warning. Perfetto. Io vi bacio, devo andare, lo so che potremmo rimanere ancora a lungo, la vittoria, No, eccetera, però fammi eccetera, dire ma una cosa rapida, così facciamo una finestra diversa, ma proprio rapida e indolore. Dico uno dei miei gusti musicali che è quello meno raffinato, poi ci torneremo una volta, faremo ognuno, che sono i Doors, perché una delle, non recriminazioni, dispiaceri della mia vita è non aver potuto partecipare a un concerto dei Doors. E termino. Da un punto musicale, Valerio mi toglie il saluto e l'amicizia, lo so che sono meno importanti, meno sperimentali, eccetera, eccetera, eccetera. non c'è il Sì, bassista. sì, lo so, però l'esperienza, siccome io ho avuto la fortuna di parlare una notte con Ray Manzarri durante una mostra, lo so, ti ho detto, da un punto di vista musicale sono meno interessanti, innovativi di altri, però io ho detto, mi è dispiaciuto non vedere un loro concerto dal vivo come esperienza, detto. Poi un'altra volta andiamo a crescere come gusti musicali, quindi parto dal basso. Poeti maledetti. Jim Morrison è uno di quelli. Grazie Valentina, ti abbraccio forte. Vai a recuperare le mie cose. La reaction l'hai vista già? Sì, la reaction l'avevo vista, già in live pure con gli occhiali succederà qualcosa sicuramente quando si tolgono gli occhiali. Sì, la reaction l'avevo vista, forse qualcosa riusciamo a tirarla fuori pure là, quindi poi vediamo posto. dall'analisi tattica che altro esce. Facciamo un refresh. Un abbraccio gigante. Francesco, io tra un po' il capello e un po' l'accento, se ti levi gli occhiali, secondo me noi possiamo risolvere il problema delle conferenze che Napoli non fa. Ti faccio le domande e rispondi tu, perché piano piano Vabbè, però l'accento non è quello pugliese, è quello calabrese. Non è quello, Cioè, non e so lo se so, si però ci sono delle inflessioni. Prova a dire che comunque Ma no, il veleno, semmai, il veleno, il pericolo. la maglia sudata. Comunque vorrei aprire una piccolissima parentesi, ma voi l'avete vista la canzone di Emma Marrone che è prima su Spotify Italia solo perché hanno cominciato a fare gli edit? Assolutamente con sì. Con Dybala, Allegri, Mertens, vabbè. Assolutamente sì, e il calcio è cambiato, e anche la musica. È cambiato anche la musica, questo per mi dire. sembra evidente. Il problema è che Perrone. noi l'abbiamo capito, altri no, se qualcuno ci seguisse, cioè noi l'abbiamo capito da un bel po' di tempo. Saluto, lascio a te i saluti Un finali. abbraccio Francesco, un abbraccio Guido, grazie mille, abbiamo vinto e non è poco. E volevo chiudere prendendo un messaggio che mi aiuta a fare uno spunto ancora di cui ancora non abbiamo parlato, che è interessante. Perché una nota per l'arbitro Colombo, comunque dalla telecamera si vede che sulla ripartenza del Napoli fugge come un pazzo appresso a Neres che proprio non era Numaca. Giusto, aggiunge anche Maria Maggiore, tieni presente che l'arbitro non si fa tutta la fascia e che Neres non ha tirato al massimo per non ferire il fuorigioco. Giusto, anche questo, se Piccione si dedica all'atletica non sbaglia affatto, però questo mi aiuta ad aggiungere un dettaglio che noi non consideriamo mai. Noi guardiamo solo l'arbitro cosa fa in campo, però ci sono delle cose che in sede di scelta di chi è l'arbitro migliore per alcune partite noi non consideriamo. Lo stato di forma, i tempi che hanno in velocità, anche alle volte l'altezza, perché un arbitro che si può imporre contro certi giocatori è diverso da altri, quindi anche il fatto di stare
nel momento giusto, nel posto giusto nella partita. Può essere che sono tutti dettagli che onestamente io non noto perché devo guardare la squadra mia, ma che probabilmente non ci fanno considerare gli arbitri al 100% di quello che possono dare e di quello che non possono dare. Per il resto, a me la partita così non mi ha convinto proprio e voglio rivedere a loop il fallo su Rachmani che era rigore netto. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Abbiamo vinto il trofeo, lasciate il like. Amici bellini alla ribalta, Poiani è bello, tutti lo sanno. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare ancora un pochino. No, sto scherzando. Sembra quasi che sai, poco. Allora, Giacomo, non mi sono scordato di questa cosa, lo sai, sarà la protagonista assoluta del prossimo video, sarà la tattica. Quindi le posizioni medie sicuramente tra fase difensiva e fase offensiva è la cosa che mi interessa di più. Io ti anticipo che continuo a vedere Di Lorenzo più terzino che braccetto